parte anche questa mattina, mercoledì 30 ottobre, con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza l'avvocato Isabella Pavanetto, socia associazioni Colori della Vita, che bellissimo nome, complimenti. Avvocato o avvocata? Ma fa lo stesso. Ma lei? Avvocato Pavanetto. Saluto anche da Sarnede il sindaco Leri Pizzol, grazie sindaco di essere qui con noi. Ho avuto la Buongiorno presidente a lei Mirella e a tutti i telespettatori e all'ospite in studio. Grazie Avvocato. sindaco. Ho avuto la presidente della Porta e prima di aprire le danze con voi devo fargli i complimenti sindaco, perché ho sentito delle cose importantissime che lei è riuscito a tenere nel territorio per dare aiuto alle fragilità, l'importanza delle fragilità, trovare i contributi per rimanere e rinnovare questa struttura. Perciò sindaco io non sviolino mai, ma devo fargli i complimenti perché ma credo che sia è questione di sensibilità. Prego. Penso sia un dovere da parte nostra essere vicino a chi si propone per aiutare chi è in difficoltà o è più fragile, quindi quello che facciamo a mio avviso è sempre troppo poco, ma comunque facciamo tutto il possibile. Grazie, grazie. Allora, avvocato Isabella Pavanetto, che è la figlia dell'avvocato Luca Pavanetto, che sono anche membri del direttivo dei Veneti Schiacciati e cercano di difendere questa associazione da attacchi anche degli hacker magari, che ce ne sono dappertutto di questi. Però l'avvocato Isabella Pavanetto si occupa anche di un'associazione molto importante che si chiama I Colori della Vita. Allora vediamo anche le immagini, le foto e spieghiamo cos'è questa associazione e perché avvocato Pavanetto ha deciso di far parte di questa associazione, di far capire l'importanza anche di conoscere questa associazione. Prego. Certo, allora l'Associazione I Colori della Vita nasce nel 2012 ed è una realtà prettamente locale, nel senso che nasce a Torre di Mosto, in provincia di Venezia, e con il patrocinio del comune nasce con un'idea ben precisa, il nome ce lo indica, no? Quello di far vedere al mondo quelle che possono essere nel comune, in questo caso di Torre, ma anche espandendosi tutte le necessità che hanno i cittadini e cercare di divulgare dei messaggi importanti, no? Proprio per far vedere tutti i colori che la vita ha. Tra i messaggi di cui si occupa l'associazione, di cui appunto sono fieramente socia, c'è la violenza contro le donne, che è una battaglia che portiamo avanti da sempre e non soltanto a novembre, che è il mese insomma dove se ne parla di più, ma ce ne occupiamo tutto l'anno. Ci occupiamo di tutte le tematiche relative ai minori, ai loro bisogni, ma abbiamo fatto anche recentemente una serata di particolare successo parlando dell'Alzheimer e quindi tutte le problematiche che questa malattia porta con sé. E l'associazione ha questa, diciamo così, marcia in più perché fa passare determinati messaggi a mezzo dell'arte, quindi abbiamo tantissimi artisti che collaborano con noi, fanno dei dipinti, leggono poesie, cantano canzoni e cercano di far passare dei messaggi in una dimensione diversa, no? Un po' immaginifica, dove ci rifugiamo un po' tutti e dove per l'appunto questi messaggi passano più velocemente, in modo più diretto, anziché parlarne forse eccessivamente, magari perdendosi, no? Il concetto alla base. Quello che però, avvocato Pavanetto, notiamo è che siamo in tante associazioni, ma tutte divise o poche conosciute. Riesci a vedere sempre, diciamo, quelle che pensano di essere i trascinatori, quelli che hanno più visibilità, che hanno più numeri. Invece io penso che il mondo del volontariato, il mondo che aiuta, sia fatto in gran parte da quelle piccole, quelle che non hanno la visibilità che dovrebbero avere e che invece danno tanto al territorio. Ad esempio, se io non la conoscevo e non l'avessi invitata, a casa non sapevano che magari c'era questa associazione. Non sarebbe il caso di riuscire a unirsi come stiamo facendo noi con le associazioni, abbracciano le associazioni, coinvolgere tutte quelle associazioni che non riescono a sedere ai tavoli di concertazione perché politicamente non fanno parte di giri magici, perché qualcuno non ha piacere che ci siano queste realtà, per evidenziare sempre le solite note, per carità, con tutto il rispetto che ha, invece di riuscire a fare squadra, perché siamo veramente tante. Però se poi troviamo la signora che dopo la panchina, ormai io sarei anche stanca, lo dico anche al sindaco, di tutte queste panchine perché ho perso il numero di colori, il problema è che non c'è il dopo panchina.
Non c'è quella persona che ti indichi un percorso di aiuto. Cosa me ne faccio io della panchina se poi non mi prendi per mano e mi metti in protezione? Cosa dice, avvocato? Poi sentiamo anche il sindaco. Sono assolutamente d'accordo su questo, non solo il dopo panchina, ma quello che manca a nostro avviso, insomma, lo tocchiamo con mano nella realtà locale, ma anche nell'esercizio della professione posso venirne spesso, insomma, a capo. Manca il pre-panchina, quindi manca tutta l'attività di prevenzione sul territorio, manca l'attività di divulgazione, ma non solo a livello scolastico, appunto dei comuni che magari sono esempi virtuosi che cercano di parlare della violenza di genere e ne cercano di parlare in un modo approfondito, mai banale, mai scontato, ma anche a livello familiare. Manca all'interno dei nuclei familiari un'educazione civica e sociale di un certo tipo, soprattutto nei confronti dell'uomo, non tanto perché si debba solo parlare di femminicidi, perché gli esempi virtuosi degli uomini la stessa associazione li porta ogni giorno, però manca un'educazione a 360 gradi per quanto riguarda la consapevolezza e il rispetto della donna a tutto tondo, mettendola al centro della propria vita, ma sapendo accettare i no, sapendo accettare quello che è il consenso che la donna dà in ogni attività e fare tantissimi passi indietro anziché avanti spesso per preservare, no, noi donne nel modo migliore possibile. Però, avvocato Pavanetto, ieri parlavo, avevo anche altre associazioni, perché io tutte le mattine cerco di invitare anche associazioni che magari sono sconosciute. Ieri ne avevo maschile e femminile al plurale, poi avevo una mental coach. Il problema è che noi abbiamo diviso gli uomini dalle donne, i bambini con le bambine e gli anziani con le anziane, invece di parlare di persone. Io sono convinta che dovremmo iniziare a parlare di persone, di mettere insieme le persone, non solo femminicidi, ma anche gli uomini. Qualcosa si fa, ma molto poco, si è sempre divisi. Non pensi, avvocato, che sia arrivato il momento invece di unire le persone, di parlare di persone, non più col catalogo, con l'etichetta maschile, femminile, bambino, bambina, piccolino, certo. piccolina? Certo, perché solo così riusciremo a far capire, a far passare questo messaggio fondamentale che la differenza non c'è. Non è che ci sia una donna che deve essere meno economicamente forte dell'uomo, deve essere economicamente indipendente e l'uomo deve poter accettare questa cosa, proprio perché non c'è differenza tra le due realtà, non c'è differenza in termini di rispetto, non c'è differenza nel mondo del lavoro, nel posizionamento sociale, non c'è assoluta differenza, quindi su questo sono pienamente d'accordo. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco Larry Pizzo, il terzo mandato, perciò vuol dire che ha seminato bene sto sindaco. Tanto è vero che Sarmed è nel mondo, io dico sempre, sindaco, ma come ha fatto? Un paesino bellissimo, accogliente, c'è il mondo all'interno del paese, accoglienza. Prego, sindaco. Sì, beh, intanto grazie per i complimenti. Chiaramente il ruolo che riveste porta a dare il meglio di me stesso e della squadra che conduco, quindi bisogna lavorare a testa bassa e affrontare i problemi. Per quanto invece concerne il ragionamento appena fatto in studio, anch'io condivido che l'approccio principale deve essere quello culturale, nel senso che noi dobbiamo parlare in termini di formazione emotiva ma anche razionale delle persone, e questo va fatto sino a partire dalle scuole. Nel senso che i veri valori, che dovrebbero essere quelli del rispetto, della dignità, della gentilezza, sono valori che vanno al di là, che vanno oltre dai concetti che abbiamo noi di uomo e donna. Come giustamente diceva lei, Mirella, noi dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su quello che è il valore della vita e della persona. Non a caso io sto notando anche in piccole realtà come la nostra, andando oltre, quindi non parlando dei casi estremi, quindi violenza sulle donne, femminicidi, ma guardiamo le scuole, anche gli atti di bullismo che tra compagni di scuola si stanno verificando, anche qui da noi stanno aumentando. Questo sta a significare il semplice fatto che non si dà peso alle proprie azioni e ai propri pensieri, e noi è su questo che dobbiamo lavorare. Un altro aspetto che secondo me è fondamentale ancora oggi è quello di dire alle donne, ma anche in alcuni casi agli uomini, di non aver paura nel momento in cui nella loro vita sta succedendo qualcosa.
Allora, le strutture ci sono, a partire dall'ente comunale, che è quello più vicino ai problemi, ai bisogni, alle necessità. Ma attorno al comune si è creata una sovrastruttura, pensiamo ai centri antiviolenza, al CAVO, noi ne abbiamo qua uno a Vittorio Veneto, rispetto ai quali la persona si può confrontare, può esprimere le proprie preoccupazioni. Ripeto, non serve arrivare al caso estremo perché lì già è troppo tardi. Ed è cura della rete occuparsi di ogni singola persona. Non a caso gli ultimi dati dimostrano che i casi di violenza sulle donne non si perpetuano unicamente nelle fasce, diciamo così, più fragili, quelle magari meno abbienti della popolazione, ma ormai è un sintomo trasversale che va a interessare qualsiasi classe sociale, di formazione culturale, e quindi è un problema a 360 gradi che va affrontato con serietà ma al contempo anche con freddezza. Molto chiaro, grazie Sindaco. Allora abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Ghirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto ti dà sempre brave persone, perché ti dà persone stupende, basta guardarle, va bene. Cosa volevo dire? Quello che fa il sindaco, io un santo, quando io un sindaco, e anche a Gino al santo, voglio dire, i veri eroi, se proprio questi sindaci qua, di paesetti, che sta girando un paesetto bene, ma non ha nessuna pretesa di avere, è normale, una persona più buona di così, l'avvocato lo stesso, mi sa dare a fare per gli altri, e ora, è la vita, che bella, Mirella, bisogna che imparemo a viverla la vita, non combatterla, perché ne altri più di disgrazie, per la televisione, morti, feriti, ma ne altri ne dispiace per quello che succede, ma ognuno da vivere la sua vita, imparare dai sbagli, imparare camminando, andando avanti si impara, per strada, ti impari, facendo, in strada ti trovi di tutto, del bene, del male, e ti tira da superare. Se dopo ti dà una buona educazione da puteo, ti va dappertutto. Una volta, la prima roba, mi sono a scuola nel 49, la prima roba che facevamo, si alzava in piedi, buongiorno signora maestra, salutavamo, avevamo rispetto e non avevamo niente, avevamo i pennini, avevamo un libro e una penna, neanche la merenda per vedere a chi che stava bene aveva un panino, neanche quello. Ma però erano contenti. Se era un figlio che non capiva, era un ignorante, sì che era più intelligente, era che non era intelligente, passo parte di qui. Andavamo a casa di questo, mi insegnava e mamma ne preparava un po' del pan paromo, adesso è impossibile fare una vita così e non avevamo niente, ma eravamo felici ed eravamo contenti. Mi comprava a Pasqua per le scarpe, toccavamo il cielo con Dio, per dire. E dopo andavamo a vedere poi l'officina e ne portava a vedere sa che cosa è cieco che faceva fuoco, si appassionavamo al lavoro, a tante belle robe, dopo eravamo sbarazzini con gli altri perché non eravamo santi, però insomma siamo cresciuti tutti, non avevamo niente, abbiamo fatto di tutto, perché se il mondo gira in questa maniera, se perché gli altri vecchi dobbiamo lavorare, dobbiamo contribuire, va bene, perché non serve essere intelligenti, nella vita serve a tutti, è spaccino, è l'impiegato, tutti siamo un tasseo. Eruditi. Grazie Rinaldo, molto chiara la tua riflessione, devo andare avanti perché Rinaldo è un libro aperto, avvocato Pavanetto tutte le mattine, lui dà sempre questo contributo, però quello che traspare è che adesso siamo meno, abbiamo tanto di più, ma non riusciamo a trovare i percorsi veramente che ci emozionino, poco, molto poco. Una volta invece avevano questi valori, l'emozione, il gioco, il trovarsi, socializzare. Ecco, quello che dice Rinaldo in parte è vero, però il mondo va avanti, non puoi pretendere che i giovani di oggi ragionino come i giovani di allora, anche perché questi giovani che io difendo sempre, avvocato Pavanetto, lo dico anche al sindaco Pizzol, perché io vedo la parte migliore dei giovani, sono tanti. Il problema è che purtroppo gli esempi negativi, come dico tutte le mattine, fanno audience, e perciò che dico giusto, sennò poi Leone si arrabbia.
E questo fa molto male. Il problema è che dobbiamo capire dove vogliamo andare a parare, perché diciamo bisogna dare esempi positivi, ma basta vedere le guerre, cosa arrivano a questi giovani che sono gli unici che si battono per l'ambiente, che ci mostrano la faccia, delle volte anche con azioni, qualcuno dice riprovevoli, ma ci mettono la faccia e lo fanno anche per quelli che dicono che queste azioni non vanno bene. È vero, ma cosa devono fare se non vengono ascoltati? Cioè, che armi hanno in mano che nessuno li ascolta? Questo ascolto che non viene fatto e hanno le idee chiare, loro sanno dove andare a parare e dove vanno a parare? Nella sensibilità. Perché questo fa parte di loro. Lo vede anche lei, avvocato, lo noto solo io? Assolutamente sì, nel senso che parliamo spesso di terzo settore, dell'importanza, no, di questo settore molto trainante, e in realtà è popolato ed è ricco di giovani che hanno tantissime idee, tantissimi stimoli, vogliono far arrivare questi messaggi che spesso sono inascoltati perché chi si siede sulle poltrone, diciamo così, un po' più alte ha un'altra età, un'altra esperienza, probabilmente un'altra visione di vita, e chi invece fa parte della sezione un po' più giovane ha, diciamo così, delle sensibilità diverse, sta molto attento alle tematiche dell'ambiente, alle tematiche del divario sociale, delle differenze sociali, e quindi tutte queste energie le vanno a implementare nel terzo settore, nel volontariato, che è veramente ricco di stimoli da parte dei giovani, perché sono loro che toccano con mano una parte della società che sicuramente chi ha un'età diversa non può comprendere fino in fondo, può solo ascoltare, prendere esempio e cercare di attuare, no? Quanto più possibile, ecco. Sentiamo cosa dice il sindaco Larry Pizzo. Sindaco, questi giovani, lei vive su questo paese da favola dove tu arrivi e vedi queste case dipinte, questi edifici dipinti, questi colori. Ecco, il bello è la cultura. Ecco, tu come arrivi a Sarmede respiri cultura. Prego, sindaco. Allora, due considerazioni veloci. Allora, come Comune di Sarmede noi abbiamo partecipato a un progetto europeo proprio sulla sostenibilità ambientale, in cui abbiamo avuto 12 giovani tra i 21 e i 30 anni che si sono recati in 8 paesi europei che erano partner del progetto, scambiandosi idee, buone pratiche e anche soluzioni ai problemi che abbiamo. Vediamo se riusciamo a trovare anche delle immagini di Sarmede, perché almeno quelle, vedere, ecco, questo posto bellissimo, visto che ci sono. Prego, sindaco. Allora, l'evento conclusivo di questo progetto durato un anno si è svolto proprio a Sarmede, e in quell'occasione, che è avvenuta poco meno di un mese fa, ho avuto qua Mercalli come relatore in tema d'ambiente, quindi parliamo. Allora, lui è stato molto chiaro. Noi abbiamo 2 reti in questo momento in termini geometrici che si stanno sovrapponendo. Una rappresenta la normalità, l'altra rappresenta, diciamo, le scelte che l'uomo fa e che comportano la stabilizzazione di quello che abbiamo adesso in termini ambientali, quindi non si può comunque tornare indietro, oppure scelte che implicano la divaricazione di queste 2 rette andando verso un tempo di non ritorno, quindi dopodiché potremo fare tutto quello che vogliamo, ma la cosa potrà solo che peggiorare. Allora, dal 2033 al 2034 queste 2 rette inizieranno a divergere, pertanto o assumiamo seriamente delle misure ora, adesso, perché è già troppo tardi, per invertire la marcia e mantenere le cose come sono, altrimenti nell'arco di 200 anni le cose potranno altro che peggiorare, avendo delle temperature medie tra i 40 e i 50 gradi anche qua da noi. Primo elemento. Il secondo, il tema della mostra internazionale di quest'anno, le immagini della fantasia, che inaugureremo il 9 novembre, anzi Mirella ti farò avere l'invito se vuoi essere su, è un sabato pomeriggio. Grazie. Ha come tema centrale e che lega le 4 sezioni della mostra il gioco, proprio il gioco inteso e come momento evolutivo per i bambini, quindi come ambito in cui possono sviluppare le proprie idee, la propria logica, ma anche la propria persona, dall'altro il gioco visto per noi adulti come un momento in cui non estrapolarsi dalla realtà, dai problemi, rivivere quelli che sono i valori
fondanti che dovrebbero accompagnare la nostra vita, portandoci ad essere nuovamente bambini, ma che dovrebbe anche servire a vedere i problemi e le soluzioni con ottiche diverse, magari più semplici di quelle che noi ci proponiamo da adulti. Proprio quindi diciamo che il ragionamento che hai fatto tu adesso non a caso, guarda, cade a pennello con quello che noi stiamo portando avanti anche con i libri rivolti ai bambini, perché la dottoressa forse non ci conosce, ma Sarmede è diventato un punto di riferimento per tutta l'editoria rivolta all'infanzia a livello internazionale, quindi i maggiori artisti che fanno i libri per i bambini passano per Sarmede. E credo che, come dicevo anche nel primo intervento, che sia fondamentale lavorare sui bambini, sui ragazzi, perché rappresentano il nostro futuro e sono coloro che hanno la possibilità di far cambiare gli stili di vita anche a noi adulti. Allora, io il 9 la ringrazio, se mi fa piacere dell'invito, ma il 9 novembre sono qui che lavoro, ma se l'avvocato Pavanetto è libera e sostituisce la Mirella, visto che fa, ma naturalmente se è libera perché non si può mica capire e avere l'agenda dell'avvocato, però mi farebbe molto piacere, visto questo titolo, I colori della vita, è più che dove, a Sarmede, dove si vedono i colori, paese delle fiabe, ecco, dice veramente tutto per unire le forze, per far capire che forse dobbiamo incontrarci di più, capire cosa fa l'altro, condividere, perché di questo ha bisogno la comunità, ha bisogno di condivisione, di colori, di cultura, di socializzare. Penso che dovremmo partire proprio da questo. Cosa dice avvocato Pavanetto? Assolutamente sì, sono molto colpita poi peraltro dell'accostamento dell'editoria ai bambini e ai ragazzi, perché spesso sono due concetti che si guardano da lontano, perché i ragazzi insomma fanno fatica ad accedere all'editoria o comunque non trovano sufficientemente interessanti i libri, quindi questa cosa è di fondamentale importanza e secondo me crea un collegamento molto prezioso, quindi ben volentieri il 9 Ecco, grazie. Allora, Sindaco, ci sarà l'avvocato Isabella Pavanetto, sì, veramente... Ecco. Prego. Mirella, al limite mi fa avere il numero di telefono. Sì, così sì, poi vi faccio il scambio con la Elisa, con la segretaria, scambiamo i numeri che così vi tenete in contatto. Però mi piace e vedo e noto tutte le mattine questa voglia di unire le forze. Anche ieri mattina stesse cose, anche la scorsa settimana, questa settimana, vogliamo scambiarci i numeri, vogliamo conoscerci. Vedi che importante che è Sveglia Veneti. Sa che mi dico brava da sola? Stamattina mi dico brava da sola perché bisogna unire le forze, perché siamo in tanti, tutti bravi, tutti che cercano di contribuire. Io dico sempre che il sindaco Pizzo ha la bacchetta magica, lui riesce a avere fondi, lui riesce ad avere il paese delle fiabe. Pensate, alzarsi la mattina a Sarmede, aprire il balcone e vedere la fiaba, è proprio come panorama. Guarda il sindaco, ma cioè, cosa ha nel DNA lei sindaco, che magari vediamo se riusciamo a scambiare un po' di dati, perché veramente, ma non perché voglio sviolinarla sindaco, perché è la realtà, è perché ci crede. L'ha detto prima, ci crede nel lavoro che fa, la passione, ecco qua, la passione di fare il sindaco, la passione di avere una squadra, perché da soli non si fa da nessuna parte, però se trasmetti la passione, la squadra c'è e raggiungi l'obiettivo. Prego, avvocato. Mi trovo perfettamente d'accordo, nel senso che poi le realtà locali, quanto più piccole sono, più in realtà hanno la necessità di essere ascoltate attentamente e di poter visionare tutte le necessità che la stessa comunità ci rappresenta. Quindi il fatto di poter leggere o anticipare le necessità dei cittadini è fondamentale e insomma ne dà atto l'esperienza del sindaco in questo caso e ne danno atto anche le tante associazioni che lavorano nel territorio, per il territorio e che si occupano anche di divulgare tematiche che magari possono essere di poca attenzione o forse tralasciate perché si pensa che siano generiche, no? O che se ne occupino per forza i giornali. In realtà è importante parlarne con il vicino di casa, parlarne con l'amico, assolutamente parlarne il più possibile, anche a mezzo insomma delle associazioni a nostra disposizione. Allora adesso andiamo a vedere anche questo video che è molto importante, di questa sede speciale che aiuta molto le fragilità, anche quelle più complesse,
perché merita veramente di rivederla, anche se l'abbiamo vista ieri. Io la voglio rivederla perché è stato dato un messaggio importantissimo: non li abbiamo lasciati soli, li stiamo accompagnando. Il problema, bisogna vedere il dopo, accompagnarli anche quando escono da questa meraviglia che è questa sede della Porta. Andiamo a vedere l'inaugurazione e poi lo commentiamo. Una giornata importante per la Fondazione La Porta. Viene inaugurata la ristrutturazione della sede di Sarmede. Sì, oggi è una giornata bellissima. Qui risplende il sole perché dopo 2 anni di lavoro, dopo una scelta coraggiosissima che è stata quella di svuotare questa struttura per ristrutturarla e poterla restituire ai ragazzi che qui ora vivranno, oggi davvero possiamo solo ringraziare, essere felici prima di tutto e ringraziare tutta la comunità che ci ha sostenuto, perché vedete, per arrivare fin qua abbiamo coinvolto l'intera comunità, che significa dai vicini di casa, agli amici e le amiche che ci sostengono in vario modo, agli enti pubblici, privati, l'ULSS, la Curia e poi varie associazioni e fondazioni che ci hanno aiutati e hanno contribuito perché alla fine noi potessimo davvero restituire questa casa ai nostri ragazzi. Qui siamo in una struttura nuova di zecca, bella fuori, bellissima dentro, con anche arredi nuovi, spazi adatti ai ragazzi e alle ragazze, sono oltre 500 metri quadri. Continueremo ad ospitare i nostri giovani, che sono semplicemente giovani fragili, ma non per questo deterministicamente destinati ad essere scarti della società. Noi crediamo nell'individualità di ogni persona, nell'unicità di ogni persona, pensiamo che la diversità possa divenire il loro punto di forza. Quindi tutto ciò è fatto per i ragazzi, per le ragazze che qui con noi vivono, perché crediamo di poter e dover dar loro, noi, non solo noi della Porta, ma noi come comunità, come società, di poter e dover dar loro l'opportunità di riscattarsi, di scegliere, di essere capaci di scegliere quale vita vogliono vivere quando diventeranno adulti. Un appuntamento importantissimo che arriva dopo quasi 2 anni di lavoro ininterrotto. È un arricchimento per tutta la nostra comunità, perché è solo tra l'interagire tra persone con problematiche diverse, realtà diverse, origini diverse, che possono trovarsi poi soluzioni concrete ai problemi. Io ho a mente ragazzi che ho conosciuto ancora 10 anni fa, che adesso hanno iniziato il loro percorso di vita, che ancora oggi ritornano qui per ringraziare i volontari, gli educatori che li hanno seguiti, dando a ciascuno un'opportunità per crescere nella loro vita. Quindi io come amministrazione posso solo dire un grazie dal cuore e manifestare tutta la mia vicinanza e anche tutta la mia disponibilità nel proseguo di questa grande comunità. La ristrutturazione di questa casa, che vede accogliere dei ragazzi che purtroppo nella vita non hanno avuto la fortuna di incontrare le persone giuste o all'interno della famiglia o nella società, vede Banca Prealpi San Biagio sempre in prima linea per il sostegno di queste persone. Le persone sono la cosa più importante che una comunità fatta appunto di persone ha a disposizione per poter creare un futuro. Dare un futuro a queste persone vuol dire dare un segnale a tutti i giovani e alla comunità che ci sono persone, enti che vivono nel territorio, che hanno a cuore tutto il territorio, hanno a cuore che le persone abbiano un buon futuro, come dicevo prima, e che possano incontrare qui una comunità che dia serenità, che dia possibilità di esprimere le proprie aspirazioni, i propri sogni e poter a loro volta domani ritornare il dono che hanno ricevuto. Banca Prealpi San Biagio c'è sempre.
tanta emozione oggi al momento dell'inaugurazione, del taglio del nastro, ci sono stati tanti momenti significativi. Sì, è stato bellissimo perché tutti coloro che sono intervenuti oggi a vario titolo a dimostrazione del loro ruolo e del loro contributo nella comunità ci hanno emozionato. In ciascuno di loro io ho vissuto una grande emozione perché parte proprio dal presupposto della condivisione che sta alla base del loro contributo, la condivisione del nostro progetto educativo. Ancora una volta chi vince è la comunità, è la società. E da domani? Allora, da domani si ricomincia a lavorare, non abbiamo mai smesso, oggi siamo a un punto d'arrivo e festeggeremo, poi da lunedì ricominceremo a lavorare. Innanzitutto riporteremo i ragazzi dentro in questa loro nuova casa e da qui continueremo quello che è la nostra attività quotidiana, grazie all'apporto indispensabile degli educatori che abbiamo e dei volontari che fanno da contorno proprio per continuare il lavoro con i nostri giovani. Allora, prima di andare in pubblicità, perché poi l'avvocato Isabella Pavanetto ha un appuntamento in provincia, non a caso, voi capite dove deve andare l'avvocato Pavanetto, come ci saluta e cosa vuole dire al sindaco prima di andare in pubblicità, così poi la lasciamo libera, avvocato? Beh, io faccio i miei complimenti di rinnovo al sindaco e non vedo l'ora di vedere la città che così ha ben curato e confezionato per i cittadini. E anche questo esempio è assolutamente virtuoso. Spesso, insomma, dal punto di vista professionale ci troviamo a sostenere coppie che sono in difficoltà per la genitorialità o comunque si trovano in difficoltà a gestire i figli, no? E spesso vedere realtà di questo genere così appunto virtuose di supporto agli stessi giovani ci fa capire che tante volte la genitorialità, insomma, passa anche per altri lidi e anche per altre realtà come queste che supportano i ragazzi e danno loro diverse nuove occasioni per il futuro. Allora io vorrei vedere anche come ultimo questa locandina: abbracciami ma non farmi male. Ecco, questo potremmo rivolgerlo anche alle fragilità. Ecco qua una locandina bellissima, guardate, questa inaugurazione, e qua magari vi scambiate gli inviti con il sindaco e con altre realtà, perché penso che questa frase abbracciami ma non farmi male possa essere detta a 360 gradi, proprio alle fragilità, perché loro hanno bisogno di un abbraccio, ma non di fargli male, l'abbraccio deve essere calore. Cosa dice? Perché questa manifestazione? Allora, è una mostra d'arte di cui si occupa l'associazione e c'è stata per diversi anni. Quest'anno, insomma, è ospitata dal Comune di Musile di Piave ed è una mostra, come dicevo prima, d'arte, perché ci piace passare dei messaggi a mezzo dell'arte. Ci sono tantissimi artisti uomini che vanno ad evidenziare quelle che sono le caratteristiche della donna e la mettono al centro e soprattutto sottolineano l'importanza di un abbraccio contenitivo, amorevole, caloroso, che non ha nessun tipo di indicazione circa la violenza e soprattutto va a individuare quella che è la fragilità spesso della donna che deve essere accompagnata. Quindi per noi è fondamentale che questa mostra continui, ci sarà il 23, il 24 e il 25 novembre per l'appunto a Musile, quindi invitiamo tutti a venire a vedere le opere e a sentire questi messaggi che arrivano, insomma, diretti dal cuore. Sentiamo come saluta il sindaco Larry Pizzo e l'avvocato Isabella Pavanetto. Prego, sindaco. Beh, sicuramente se sono libero verrò volentieri a trovarvi. No, una cosa volevo sottolineare nell'intervento che ho fatto il giorno dopo l'inaugurazione in occasione del concerto raccolta fondi per l'associazione La Porta. Io ho detto questo sostanzialmente come succo del discorso. Nella nostra vita conta più quanto si è disposti a guadagnare o conta di più quanto si è disposti a perdere? Ecco, io penso che noi non dovremmo essere disposti a perdere nulla, nel senso che ogni persona, ogni vita che riusciamo a recuperare perché si trova in difficoltà e tutti quanti la potremo attraversare questa difficoltà o cari a noi vicini, dobbiamo fare in tutti i modi, lavorare in tutti i modi perché queste persone possano rivivere e avere un futuro. E quindi quando Antonella ancora 3 anni fa è venuta da me e mi ha detto: guarda Larry, io ho intenzione di recuperare l'edificio perché qui a Sermede non voglio chiudere, io le ho detto fin da subito: guarda, io sono al tuo fianco e per qualsiasi cosa andiamo avanti insieme.
e credo ancora una volta che solo il lavoro di squadra porta poi a risultati come questi. Grazie anche al sindaco Larry Pizzol. Salutiamo l'avvocato Isabella Pavanetto, socia associazione I Colori della Vita. 23, 24, 25 novembre c'è questa bellissima mostra, perciò andremo a vederla e adesso andiamo in pubblicità. Siamo col sindaco di Sarmede Larry Pizzol, terzo mandato civica. Si parlava prima anche con l'avvocato Isabella Pavanetto di fragilità, adesso parleremo di altre fragilità, quello che sta succedendo nel nostro territorio, sindaco Pizzol, con questa acqua che veramente con dei numeri incredibili. Però forse abbiamo sbagliato, non abbiamo rispettato abbastanza l'ambiente, non abbiamo molto a cura l'ambiente, lo curiamo poco, questa acqua non sa più dove andare. Io non credo che sia tutta colpa dell'acqua caduta in poco tempo, io penso che sia colpa anche di qualcuno che non ha fatto le cose giuste, mettere in sicurezza il paese, perché è un territorio, l'Italia, che ha problemi da nord a sud e da est a ovest. Com'è la situazione? Vediamo se vediamo anche qualche immagine di Sarmede, perché anche Sarmede è stata colpita. Prego, sindaco. Sì, anche noi venerdì 18 ottobre purtroppo nel pomeriggio abbiamo avuto un evento che ha creato effetti al suolo molto importanti in termini negativi, nel senso che si sono attivate sia in area pubblica ma per la maggior parte in area privata alcune frane nuove, anche di entità abbastanza rilevante, e in più per quanto riguarda i corsi d'acqua qui abbiamo avuto erosioni arginali ma anche esondazioni dei corsi secondari, quelli a regime torrentizio. Purtroppo il problema è partito a monte perché il quantitativo più importante è avvenuto proprio nella fascia collinare montana e chiaramente arrivando a valle ha creato poi i problemi che vediamo oggi. Partendo dal presupposto che in 2 ore si sono riversati all'incirca 80 mm d'acqua che però si sono aggiunti a quelli della mattina ma anche delle giornate precedenti. Tenga conto Mirella che ancora oggi io ho alcuni versanti collinari in cui c'è l'acqua superficiale di scorrimento che mi arriva in strada. Questo per farle capire la situazione. Allora, qui i problemi secondo me sono 2. Il primo è quello che effettivamente il regime delle precipitazioni è cambiato, nel senso che abbiamo momenti in cui si riversano al suolo quantitativi di pioggia importanti e che il terreno non è in grado di sopportare. Questo da un lato. Dall'altro parliamo di dissesto idrogeologico, quindi territori fragili che hanno bisogno di interventi per la loro messa in sicurezza, ma anche di manutenzioni ordinarie, perché la semplice pulizia programmata dei corsi d'acqua con l'asportazione del materiale che vi è all'interno dell'alveo consentirebbe già un deflusso di quantità più importanti. E in più aggiungo che anche l'abbandono da parte di noi cittadini, quindi io mi metto in mezzo, in prima fila, della cura della montagna determina un altro aspetto fondamentale che incide su questo problema. Mentre un tempo avevamo attività di selvicoltura, pastorizia, pascoli, quindi in cui si mantenevano pulite le aree, pulite i fossi, i canali, ora questo sta sempre più scemando. La concomitanza di questi fattori porta purtroppo poi a verificarsi di eventi come quelli che abbiamo avuto il 18 ottobre qua a Sarmede e per i quali mi sono attivato con la Regione del Veneto per richiedere lo stato di calamità naturale. Io, Mirella, sin dal primo giorno del mio primo mandato ho lavorato per raccogliere fondi proprio per intervenire sul dissesto. Il lavoro da fare è molto, è tanto. E oltretutto in questo ultimo anno abbiamo anche elaborato un piano delle acque che ci ha dimostrato quali possono essere le soluzioni per mitigare gli effetti. È chiaro che c'è bisogno di fondi e io credo che l'investimento principale che a partire dallo Stato sino ad arrivare ai comuni si dovrebbe fare è proprio quello sulla tutela del territorio.
perché le somme spese adesso in interventi di prevenzione sono, secondo me, a mio avviso, notevolmente inferiore a quelle che abbiamo nel post-evento, quindi per andare a riparare i danni. Sindaco, è vero quello che dice, ma non le sembra che abbiamo enti, consorzi e alla fine non riusciamo a capire chi fa cosa? Perché poi è come il mondo del volontariato. Siamo 7.500 associazioni di volontariato e poi troviamo il diversamente giovane a casa morto o che non ha da mangiare. E qui è la stessa cosa. Chi fa cosa? Chi controlla cosa? Perché alla fine questo cittadino paga le bollette e noi vorremmo vedere, perché poi quando vediamo queste esondazioni, in prima linea vediamo i sindaci con la divisa della protezione civile, ma il resto è noia, non c'è nessuno. Dove sono queste figure che dovrebbero supportarvi? Perché ho capito la protezione civile, ma questi consorzi, queste persone che lavorano, che abbiamo sentito dei numeri incredibili e sono anche pochi, diceva il presidente Gerolimetto, che dovrebbero affiancare, dove sono? Cosa fanno? Possibile, io l'ho detto al presidente Gerolimetto, che ci sia più trasparenza nell'informazione. Chi fa cosa quando? Nella bolletta, una volta o due all'anno, deve essere spiegato, non c'è trasparenza, non è possibile trovarci in queste condizioni con tutto quello che paghiamo, perché poi sa cosa succede? Dicono è colpa del cittadino che non pulisce, ma questo cittadino dice però io pago anche, io pago una bolletta che dovrebbe garantirmi anche questo, io posso aiutare, però vorrei capire anche cosa pago in quella bolletta e cosa è fatto. Sbaglio o è così, Sindaco Pizzol? Allora, diciamo questo, Mirella. Allora, le competenze su quello che ognuno deve fare, quindi le responsabilità che ha, a mio avviso, sono abbastanza chiare. Il tema di fondo, a mio avviso, è che mancano fondi, secondo me, quindi un piano di lungo-medio periodo che non si limiti al domani. E in più la programmazione, nel senso che, come le dicevo, se io come comune domani mattina pulisco un fosso, no? Le faccio un esempio banale, quindi lo ripristino e lo metto in ordine. Non è che poi per 5 anni di quel fosso me ne posso dimenticare, nel senso che io devo sapere e mettere nel mio piano degli interventi che almeno un passaggio, dico ogni 2 anni, fatto a fondo, lo devo mettere in conto e quindi ne devo tener conto e nella programmazione tecnica e anche in quella finanziaria, e questo dovrebbe essere fatto a livello macro e non solo da parte degli enti locali. L'altro aspetto, secondo me, è la burocrazia, Mirella, perché ormai non se ne può più, anche tra enti, di carte scartoffie, di autorizzazioni che bisogna chiedere anche in stato d'emergenza e che bloccano poi l'attività. Io penso al singolo cittadino che anche di sua spontanea volontà andrebbe a pulire, a tirar fuori le ramaglie, a sboscare, e non può farlo perché nel momento in cui muove un dito parte subito la denuncia, e quindi chi è che si mette in prima persona a fare queste attività qui? Dopodiché l'altro aspetto importante è quello della trasparenza, questo sì, perché ognuno di noi, a partire da me in primis, dovrebbe dire i fondi che ha, come li investe e quali sono i risultati attesi da quell'investimento lì. Giusto, perché noi tutti stiamo gestendo fondi dei nostri cittadini, fondi pubblici, non sono risorse nostre, e di questo noi dobbiamo darne sempre conto e anche misura. Vede, ieri ha chiamato Nadia dicendo, Nadia abita il confine con la casa tra Silea e Treviso, e giustamente, siccome lei è molto attenta, è una persona che veramente quando c'è un problema lei ha il coraggio di chiamare, di dire c'è un grande albero caduto nel Sile, e Nadia dice non vedo nessuno che si prenda cura di questa cosa perché è un problema. Allora, se qualcuno si facesse sentire, io ieri ho fatto questa critica a chi di dovere, e mi hanno detto che si stanno muovendo. Il problema è, come dice lei, che la prima cosa che mi dicono, Mirella, con la burocrazia non ne andiamo da nessuna parte, perché prima di riuscire a togliere quell'albero dobbiamo muovere una serie di cose burocratiche, poi c'è sempre il rimpallo a chi tocca il comune di Treviso, tocca il comune di Silea, all'ente, al consorzio, capisce, però il cittadino vede l'albero in mezzo al fiume, e questa è la verità.
Allora se poi questo albero viene portato via e chissà dove va a finire, la colpa è sempre di qualcun altro. E questo non va bene al cittadino. Il cittadino nota e non sa a chi rivolgersi, perché poi sempre, ma non è compito mio, deve chiamare un altro. Ma un cittadino tu non puoi rispondere così, sei tu che devi chiamare un altro che sai chiamare, non dare il numero al cittadino oppure schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, schiaccia 4, a 5 te busti su tutto e ti dice ma chi va a Remengo, chi si arrangia, perché funziona così, sindaco. Mi scusa ma questa è la verità, prego sindaco. Sì, guardi, io le porto un esempio concreto avvenuto proprio venerdì 18, purtroppo lungo un corso d'acqua. Premetto che i corsi d'acqua qui in Comune di Sarmede sono competenza del Genio Civile, quindi alla fine Regione Veneto. Ho avuto diversi alberi d'alto fusto in alveo e in previsione che potesse ripiovere avevo bisogno, anche se non era competenza mia, di liberare l'alveo. Io ho fatto una mail preavvisando prima telefonicamente al Genio Civile in cui chiedevo l'autorizzazione, perché chiaramente non potevo farlo io, di intervenire per rimuovere tutto quello che c'era da rimuovere. Nell'arco di 2 ore il Genio Civile mi ha risposto e mi ha detto ok sindaco procedi, noi ti autorizziamo, e così ho fatto, nel senso che a volte bisogna essere pragmatici, prendere le fila in mano e delle decisioni e intervenire, perché a volte non c'è tempo da perdere, questo è il fatto. Io non sono abituato quando un cittadino mi chiama a rimpallare le cose, se posso intervengo e cerco di fare tutto il possibile per far sì che poi si abbia il risultato finale. Sì, però vede sindaco, lei è un sindaco anche molto conosciuto, ed è logico che il Genio Civile risponda così al sindaco Larry Pizzo. Ho detto che il sindaco nel DNA ha qualcos'altro, ma non è possibile che questi uffici rispondano in maniera diversa al cittadino che chiama. Sono loro che devono attivarsi per chiamare gli enti preposti, sono loro che sanno chi deve togliere l'albero, non è il cittadino che deve fare 10 numeri per trovare la soluzione, no? No, il problema è proprio questo, che questa trasparenza non viene data perché nessuno la richiede. Adesso cominciamo a richiederla e vediamo se le cose cominciano a migliorare, perché sennò non ne andiamo fuori. Non è il cittadino informa, qualcun altro deve intervenire. O sbaglio, sindaco, è d'accordo? No, è giusto così. Io infatti dico sempre ai miei concittadini, a qualsiasi ora, ormai il mio numero ce l'hanno tutti quanti, quindi chiamano me e dopo io cerco di sgravar loro interfacciandomi direttamente con le autorità competenti. È chiaro ed è vero che nel momento in cui uno si mette al telefono e si trova il messaggio registrato in cui perde anche minuti, poi magari alla fine non riesce neanche a parlare, è chiaro che uno si demoralizza, è evidente. È appunto per questo che ci dovrebbe essere un collegamento più immediato tra amministrazioni ai vari livelli e cittadini, ma se anche dallo Stato centrale non si lavora sul fatto di tirar via burocrazia e carte che alla fine poi contano relativamente, specialmente in stato di emergenza, non andiamo da nessuna parte. Io lo vedo come comune, Mirella. Allora, abbiamo ormai un sistema informatico eccezionale, tutti sanno tutto di tutti, ok? Basta scambiarsi le banche dati. No, noi come comune siamo costretti a trasmettere il medesimo dato, è un colpo al Ministero, è un colpo all'ente di bacino, è un colpo alla Regione, facendo perdere anche tempo, perché poi l'altro aspetto di cui non si tiene conto è la carenza di personale che le amministrazioni, particolarmente in Regione Veneto, hanno. E chiaramente anche questo crea un disservizio, perché chiaramente siamo tutti esseri umani, riusciamo ad arrivare fin dove possiamo arrivare e oltre quello non si può fare. Quindi diciamo che i problemi sono diversi e interconnessi e il problema di fondo è che questo portano poi a un disservizio rispetto invece alle risposte che dovremmo dare nell'immediato ai nostri concittadini. Questo è il tema. Grazie veramente a Larry Pizzo, sindaco di Sarmede, di essere stato con noi. Le darò i numeri sindaco dell'avvocato Pavaneto, vi scambierete le mail così vi terrete in contatto. Grazie veramente, grazie buon lavoro sindaco, grazie. E complimenti sempre, pubblicità. Mirella, grazie per il lavoro che fai, grazie. Veramente. Buona giornata. Grazie sindaco.
Bentrovati graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Valentina Pilon, sindaco di San Biagio di Calalta, primo mandato centrodestra. Buongiorno. Buongiorno sindaco, grazie, si è collegato anche da Padova Luigi Lazzaro, eccolo qua, presidente di Lega Ambiente Veneto, che ringrazio perché adesso quando Mirella chiama il presidente c'è. Il Presidente c'è e risponde. Grazie, perché ha capito l'importanza della trasmissione. Grazie Presidente Lazzaro, perché come dicevo prima il Sindaco Larry Pizzo, noi abbiamo bisogno di trasparenza, di sapere le cose. Poi ognuno si fa le proprie riflessioni, però conoscere le cose e il territorio è fondamentale. Un territorio anche molto fragile, inizio proprio dal Sindaco Valentina Pilon, che in questi giorni, in questi mesi ha dimostrato quello che è fragile e bisogna intervenire. Ma voi avete sempre la coperta corta, non avete tutte queste risorse, però anche prima si diceva abbiamo enti, parchi, genio civile, consorzi, ma noi non sappiamo mai niente quello che viene fatto, nessuno ci dice niente, noi paghiamo le bollette e diciamo ma cosa hanno fatto? Io l'ho detto anche al Presidente Gerolimetto, forse venire 2 o 3 volte a spiegare quello che fate non sarebbe male. Oppure questo cittadino che denuncia, lo dico anche al Presidente Lazzaro, c'è quell'albero nel fiume, però non so chi chiamare perché tutti passano il cerino. No, io chiamo, però l'ente che mi risponde è lui che si deve far carico di chiamare chi, non il cittadino che deve fare 10 numeri e alla fine dice ma sì, chi va remengo tutti, come ho detto prima, mi non più combatta chi si arrangia, perché funziona così e schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, schiaccia 4, cade la linea, non sono io che mi devo occupare. Allora Sindaco, com'è la situazione e cosa dice ai cittadini che la stanno ascoltando? Perché siete voi poi in prima linea. Assolutamente sì. Allora diciamo che ci sono 2 aspetti da considerare. Il primo è che chiaramente il tempo sta cambiando, cioè viviamo oggi dei fenomeni, le cosiddette bombe d'acqua, nelle quali in poco tempo abbiamo appunto delle quantità importanti di acqua che i nostri corsi d'acqua non riescono più a far defluire. E quindi anche noi lo scorso maggio abbiamo avuto proprio qui a Rovarè un'esondazione di un fiume con ovviamente dei danni ingenti per tutti i cittadini della zona. Dall'altro lato però c'è anche da dire che in effetti, siccome come diceva lei Mirella, la coperta è sempre più corta, lo è per i comuni ma lo è anche per i consorzi, per gli altri enti, quali il genio civile, le manutenzioni purtroppo c'è da dire che scarseggiano sempre di più e anche in quest'ottica qui è chiaro che se i fossati non vengono adeguatamente manutentati, con l'erba che viene tagliata e con anche un controllo di quelli che sono gli argini, c'è sempre di più il rischio che questi fenomeni avvengano perché avvengono, ma provochino anche dei danni che quindi non riescono più ad essere controllati. Allora quello che secondo me va ripensato è proprio un discorso di prevenzione, perché poi a posteriori è sempre difficile dare risposte a chi ha subito dei danni, ma soprattutto intervenire dopo è secondo me sempre un male perché si poteva intervenire prima. In primis si rischia così di creare delle situazioni che comunque non sono più ripristinabili rispetto alla situazione iniziale e in secondo luogo comunque si va a compromettere un'intera comunità, perché non è solo il privato ma molte volte sono anche le strade che incominciano a cedere piuttosto che le piste ciclopedonali o altre strutture pubbliche che ci sono proprio lì nel posto. E quindi la riflessione che dobbiamo fare, ma sento anche a livello proprio provinciale e regionale che si sta facendo, è che ci sono tutte delle opere che devono essere fatte a monte, che siano dei bacini di laminazione, d'accordo, ma io continuo a ribadire, è proprio la manutenzione ordinaria di pulizia dei fossati con lo scolo delle acque e anche qui mi rallaccio che anche gli agricoltori e anche i contadini devono garantire che ci siano anche i drenaggi dei loro campi, perché molte volte ci troviamo ad avere proprio dei terreni pianeggianti perché per praticità va meglio così. Come era una volta. E invece gli scoli delle acque servono proprio per gestire tutti questi fenomeni qui. Quindi anche noi nel nostro territorio adesso all'inizio del prossimo anno partirà un'opera idraulica per cercare di sistemare una situazione che da moltissimi anni ormai si ripresenta, si verifica di criticità, ma siamo sicuri
sicuri che probabilmente questo non sarà sufficiente se, come dicevo prima, a monte non ci sia una prevenzione di tutti quelli che sono questi fenomeni, che dobbiamo fare i conti con quella che è la realtà attuale, sono davvero all'ordine del giorno e soprattutto sono imprevedibili, perché anche quando la Protezione Civile emette i bollettini spesso sono anche di un colore poco allarmante, verde piuttosto che giallo, perché ormai andiamo anche noi sindaci con i colori per l'apertura del COC e la gestione delle emergenze, ma questo ormai non è neanche più così un dato affidabile, perché nel più bello di una giornata relativamente tranquilla si verifica questo episodio che dopo chiaramente diventa difficile da gestire. Sentiamo come commenta il presidente Luigi Lazzaro le parole sia che ho detto io che quelle che ha detto il sindaco Valentina Pillon. Prego, presidente. Beh, intanto buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. Sicuramente è indispensabile, mi trovo d'accordo la sindaco, è indispensabile agire con la prevenzione, quindi con una manutenzione dei corsi d'acqua che sia più costante e più frequente rispetto a quanto non si sia fatto fino ad oggi. Purtroppo non si fa ancora in tutto il territorio e questo comporta poi, quando ci sono eventi estremi, situazioni di, diciamo che con le esondazioni e con l'aumento del flusso dell'acqua nei fiumi porta a avere condizioni di pericolo, come ad esempio la legna trasportata dagli alberi o alcune alberature che potevano essere meglio gestite all'interno del fiume. Certo che però non bisogna cadere nel tranello di pensare che i corsi d'acqua agli argini dei fiumi devono essere delle tabule rase dove non esiste vegetazione, dove non esiste diciamo biodiversità, e questo comporta un aggravio in realtà dei rischi per la popolazione, perché fa aumentare la velocità dei fiumi, fa rendere fragili più di quanto non lo siano gli argini dei corsi d'acqua, e i rischi di fratture, che non vengono certo, diciamo, se non in taluni casi singoli dalla presenza di animali, come spesso invece si racconta, o da altre condizioni, diciamo da alberi che creano condizioni di fragilità, anzi è tutto il contrario, perché il verde, la natura, la biodiversità aiuta invece a mantenere un habitat favorevole allo scorrimento dei corsi d'acqua. Quindi serve attenzione, equilibrare gli interventi di manutenzione con un'attenzione a mantenere anche la vegetazione lungo i corsi d'acqua. Facciamo i conti oggi però con una condizione che bisogna sempre ricordarsi, quella del cambiamento climatico, che sta portando a un aumento dell'impetuosità degli eventi, e questo va considerato con grande attenzione. Allora, io ho avuto ospite, non mi ricordo se era un meteorologo o chi per esso, ma una persona molto competente, ha detto: prima non si chiamano bombe d'acqua, si chiamano nubifragi. Sa cosa penso? Lo dico anche al sindaco Pillon, che qualcuno abbia messo questo nome per togliersi il problema, nel senso, è una bomba, e con la bomba cosa fai? Sono nubifragi che però dovuti a questa mancanza di prevenzione che è stata fatta. Da qua non ci sono dubbi. I segnali li hanno mandati, forse qua la politica ha aspettato un po' troppo, il troppo su un paese fragile come il nostro diventa incredibilmente pericoloso. Abbiamo visto cosa succede da nord a sud, da est a ovest, però di parlare di prevenzione si fa fatica. E dai questi sindaci poveretti che sono in prima linea quando succede questo. Ma con tutto il rispetto che posso avere, lo dico anche al presidente Lazzaro, al sindaco Pillon, ma come potete intervenire voi? Cioè, come può intervenire anche una parte di protezione civile? Perché non si capisce più, nessuno ci spiega dove sono i vigili del fuoco, cosa fanno, perché sono loro quelli veramente preparati e addetti ai lavori, però qualcuno ha cercato anche di deviare anche questo, deve fare solo e tutto la protezione civile. Ma qualcuno ci spiega chi è questa protezione civile, cosa fa, da chi è composta, perché c'è una protezione civile pagata e c'è una protezione civile che fa volontariato puro, però la gente a casa non sa mai niente. Noi ci troviamo i sindaci con questa divisa, poveretti in prima linea, spaventati perché non sanno che pesci pigliare, e tutto il resto è noia, non c'è nessuno attorno a loro. Sbaglio io, sindaco, o vi sentite veramente delle volte perché non siete voi che potete dare le risposte, dove andate a parare voi? Con tutto il rispetto che posso avere, ma non è
quello che dovreste occuparvi voi, per carità, come responsabilità, certo. Ma ci dovrebbero essere delle squadre ben precise, di persone preparate che paghiamo tutti i giorni e non vediamo. Prego, Sindaco. Allora, innanzitutto, a mio avviso, dovrebbe esserci un coordinamento anche tra comuni limitrofi, perché il fenomeno non colpisce mai solo San Biagio di Callalta, ma come sempre i corsi d'acqua coprono più territori e quindi sarebbe opportuno che si creassero questi tavoli perlomeno di confronto e poi di lavoro anche per la gestione delle emergenze. Oggi la protezione civile è una risorsa indispensabile, però allo stesso tempo un po' come i territori sta diventando sempre più fragile, e sta diventando sempre più fragile perché i volontari che si mettono a disposizione sono sempre meno. Facciamo davvero fatica a ricambiare anche quello che è il personale, diventa sempre più anziano e quindi anche per loro quando ci sono le emergenze le forze sono sempre meno purtroppo, e i giovani fanno molta fatica ad avvicinarsi a questo mondo del volontariato proprio. Giovani o meno giovani, comunque coloro che possono mettere a disposizione del proprio tempo quando succedono queste calamità. Abbiamo anche cercato di promuovere con degli eventi in piazza, abbiamo fatto Io non rischio proprio per cercare di avvicinare la popolazione alla protezione civile che, come dicevo prima, oggi è indispensabile. Però c'è davvero poco interesse, quindi stiamo anche cercando di capire come riuscire a fare. Perché dico questo? Perché effettivamente quando succedono queste calamità o questi nubifragi, come dicevi tu Mirella, c'è una squadra che viene attivata, ma che è una squadra che rimane a livello locale, o perlomeno quando ci sono le grandi emergenze allora lì interviene anche il vigile del fuoco con un coordinamento a parte del prefetto. Però quando più territori sono colpiti, come dire, un po' ci si arrangia con le forze che si ha. Sono perfettamente d'accordo, più squadre, più assieme, condividere i problemi, cercare anche avere idee, ma tutti assieme, e qua ci metterei dentro anche Lega Ambiente, assolutamente, perché io li difendo sempre, ma non sa perché voglio sviolinare stamattina, perché sono preparati. Io dico sempre che all'interno delle giunte, Sindaco, ci vorrebbero le quote verdi fatte da queste persone, perché sanno di cosa parlano, sono veramente preparati. Io non è che voglio difendere gli ambientalisti, ma non voglio neanche sparare addosso agli ambientalisti, certo, perché ci sono ambientalisti e sono anche persone che stanno cercando di mettere al sicuro la popolazione. Sentiamo Livio, poi sentiamo anche il presidente cosa dice Luigi Lazzaro. Prego Livio. Ciao Mirella. Ciao. Saluto i tuoi ospiti. Dunque il sindaco di prima parlava di burocrazia, che c'è una burocrazia spaventosa, lo sappiamo tutti. Forse l'autonomia dovrebbe ovviare a questo problema, ci dovrebbe essere meno burocrazia, perciò è un bene per tutti i cittadini del Veneto e per tutti i cittadini d'Italia. Cosa ne pensate? Grazie. Grazie Livio, allora iniziamo dal presidente Lazzaro di Lega Ambiente. Prego Presidente. Sì, io ci terrei a precisare che concordo con la Sindaco, la protezione civile è uno strumento indispensabile, però è uno strumento di sussidiarietà per quanto riguarda l'intervento in emergenza, cioè quando succede una calamità e si mobilita, secondo quello che prevede la legge, un ruolo di responsabilità da livello nazionale, regionale, per scendere a livello comunale, di responsabili dell'azione in emergenza che contribuiscono a intervenire. Però quando parliamo di prevenzione, di adattamento, la protezione civile mantiene un ruolo di formazione e di coinvolgimento della popolazione, si fanno le giornate sul rischio piuttosto che altri interventi per far comprendere la necessità di essere pronti e preparati e come reagire in caso di esondazioni piuttosto che di terremoti, piuttosto che di tutte le calamità su cui poi la protezione civile interviene. Ma ci sono, quando si parla di prevenzione, dei ruoli fondamentali che sono quelli non solo dell'amministratore pubblico ma anche degli enti deputati a gestire ad esempio i grandi fiumi. Abbiamo la regione con il genio civile che deve garantire la gestione del corso d'acqua, mentre per i corsi d'acqua minori abbiamo i consorzi di bonifica che sono deputati e responsabili della garanzia per quanto riguarda la fruibilità piuttosto che lo sfalcio, piuttosto che la manutenzione. Quindi ci sono dei ruoli ben definiti dalla burocrazia, che forse si può snellire per rispondere anche a chi ha posto questa questione, che forse complica nella visione del cittadino le cose, ma che comunque inquadra dei livelli di responsabilità di intervento. Quelli della prevenzione sono deputati a degli organi precisi che non sono la protezione civile in sé, e quindi
è bene che mettiamo a fuoco chi deve fare cosa, quando lo deve fare, e sicuramente sarebbe il caso di attivare degli organi di coordinamento lungo i corsi d'acqua. Penso che in questo senso i contratti di fiume, che sono uno strumento a disposizione degli amministratori locali, possono essere un primo passo per garantire un'armonia nella discussione su cosa fare e come intervenire da dove nasce il fiume alla sua foce, e quindi serve anche concentrarsi sui contratti di fiume come elemento non di folklore, ma come elemento di utilità per decidere cosa fare, come intervenire, e farlo soprattutto per prevenire quelli che sono i disastri dovuti, e qui non bisogna mai dimenticarlo e sottolinearlo, dovuti a un cambiamento del nostro pianeta dal punto di vista del riscaldamento globale, quindi un cambiamento climatico ineludibile. Ricordo che solo fino a pochi anni fa la negazione del cambiamento climatico era all'ordine del giorno, oggi invece fortunatamente sono rimasti molto pochi i soggetti che tendono a negare quello che succede, cioè con precipitazioni di 400-500 mm d'acqua in poche ore. L'abbiamo visto non solo in Italia, purtroppo in Emilia Romagna, ma l'abbiamo visto anche in altre parti d'Europa, e quindi è un dato di fatto che la scienza conferma e su cui oggi finalmente potremo tutti iniziare a lavorare con più serietà. Abbiamo Fabio in linea, vediamo se è ancora in linea Fabio. Sì, ciao Mirella, ciao. Saluto tutti. No, volevo dire che a proposito dei cambiamenti climatici, mio papà mi raccontava che negli anni 30 a Venezia c'era la laguna ghiacciata e andavano al Lido a piedi, passando sopra la laguna ghiacciata. Quindi non mi pare che sia più cambiamenti. Però e dopo c'è i film di Peppone e Don Camillo, che il Po è esondato e ha allagato tutta la zona lì, non sono robe di adesso. Poi negli anni 60 si è allagata Firenze, non so se vi ricordate, Firenze. Vabbè, comunque a parte questo, così. Posso dire una cosa che va fuori dal tema? Prego Fabio. È giusto che lo sappiano più persone possibili. Allora, io a Padova, mesi fa, sono stato rapinato da dei ragazzi di colore, mi hanno rubato il portafoglio 150 euro. Vabbè, ho segnalato alla prefettura di Padova questa cosa, al dottor Famelli, viceprefetto. Sai che mi ha risposto poco fa al telefono? Che io sono xenofobo. Cioè io ritengo una cosa gravissima che un viceprefetto mi venga a dire a me, che sono stato rapinato da dei ragazzi di colore, che io sono xenofobo. Ecco, questo io ho piacere che lo sappiano più persone possibili, che razza di gente che c'è in prefettura di Padova. Allora abbiamo sentito le riflessioni di Fabio e diciamo anche che dei ragazzi di colore hanno restituito anche i portafogli con i soldi, così abbiamo messo pace a tutti. Forse se iniziassimo, come ho detto questa mattina, a parlare di persone, cosa dice il sindaco? Senza dividere il colore, il femminile dal maschile, forse avremmo fatto un passo in avanti, perché sennò ecco, questa guerra tra poveri non porta da nessuna parte. Però quello che veramente ha detto molto importante Luigi Lazzaro è che c'è questo cambiamento, però io dico al Presidente, dico anche al Sindaco che arriviamo sulla Luna, Presidente, e forse se facciamo prevenzione con i mezzi che abbiamo a disposizione forse ce la faremo. Il problema è che bisogna dare più opportunità anche a questi sindaci di investire nel territorio, perché la prevenzione si fa investendo, non a parole. Ecco, io sarei stanca di sentire parole, vorrei vedere agire, vorrei vedere come si è fatto per il ponte Morandi, che si superasse la burocrazia, perché dove vogliono la superano e dove non vogliono mettono sempre davanti la burocrazia, che non l'ha creata il cittadino ma l'ha creata il Parlamento. La burocrazia, o sbaglio, Sindaco? Perché anche voi cosa fate se non avete i fondi? Inutile parlare, bisogna avere fondi. I fondi dove vanno, dove sono? Prego Sindaco. È che purtroppo tutte queste opere di prevenzione e di mitigazione sono quelle che il cittadino forse vede meno. E quindi quelle che un domani in termini di ritorno producono forse un effetto un po' più ridotto. Invece altri tipi di opere, come la ricostruzione del Ponte Morandi, aveva sì un interesse, diciamo così, un po' più nazionale e poi anche un ritorno immediato.
È vero, se non ci sono i fondi, purtroppo anche con la nuova finanziaria stanno mettendo sempre più limiti di spese ai comuni e i trasferimenti sono sempre meno. Tanto è vero che i sindaci sono arrabbiatissimi. Sì, perché purtroppo per fare gli interventi sul territorio, due sono le strade: o ci sono dei fondi che vengono messi a disposizione che non devono essere calati a pioggia, ma su progetti, però su progetti che vanno a dare risposte ai territori, e quindi io spero che si continui nella direzione di voler mettere a disposizione delle risorse proprio per il rischio idraulico, piuttosto che per l'efficientamento energetico, per tutti quei temi che oggi sono attualissimi e che hanno la necessità di avere dei trasferimenti a livello statale piuttosto che regionale, e piuttosto magari decidere di ridurre la spesa sotto altre forme, insomma, che magari non sono così più indispensabili, perché mentre un tempo il tema ambientale, che è sempre stato importante, però forse aveva una rilevanza un po' minore, oggi invece diventa veramente preponderante nelle scelte di ogni giorno, perché quando anche si mette in campo un'opera pubblica è fondamentale sentire il consorzio, il genio, e anche per una semplice pista ciclabile il tombinamento dei fossati. È un tema che se forse qualche anno fa veniva preso meno in considerazione, oggi anche la nostra amministrazione è un tema cardine, perché sappiamo bene qual è l'importanza dei corsi d'acqua e cosa significa andare completamente a coprire. Vede che ho ragione io, un sindaco, fosso, che se avete dentro le quote verdi forse vi faranno fare questa prevenzione, ma non per priorinare le quote verdi, perché ci vogliono ormai, vogliono, perché io capisco, ma siete con le spalle al muro, almeno io ho sentito l'altro giorno, ha chiamato proprio che riguardava l'ambiente, Presidente Lazzaro, lo dico anche al sindaco, un cittadino che lavorava alle centrali, la centrale in particolare di Silea, e lui ha dato delle notizie molto importanti al sindaco. Ha detto: guardi che se lei si muove in questa maniera, glielo posso dire perché io lavoravo alla centrale, lei risolve vari problemi, ma è un cittadino che dice: ma scusa, ma perché non diciamo le cose che si potrebbero fare, non quelle che non si possono fare, quella che si... Io tanto è vero che ho detto, si chiama Caldato, lo dico perché l'ha detto pubblicamente, io sarei in grado di dare anche dei suggerimenti su cosa fare nell'immediato. Cosa ne pensa Presidente Lazzaro? Ecco, questi cittadini competenti che dicono: ma qualcosa si può fare subito, però bisogna sapere, e il sindaco deve sapere come fare, perché se Caldato non chiama, il sindaco non lo sapeva. E cosa dice delle quote verdi dentro le giunte amministrative? Prego. Beh, diciamo che rispetto alla disponibilità della competenza dei cittadini forse è opportuno creare dei luoghi adeguati. Certo, ci sono i consigli comunali e quindi la possibilità per i cittadini di partecipare all'attività amministrativa e politica. Ma non possono parlare nei consigli comunali. Una volta c'erano i comitati di quartiere, ma li hanno tolti. Allora, Presidente, sì, dove va sto cittadino? No, lei ha ragione, diciamo, poi purtroppo è macchia di leopardo anche il nostro territorio rispetto a come i cittadini vengono inclusi nei consigli comunali piuttosto che, diciamo, nelle altre attività politiche di territorio. Però esistono, diciamo, dei luoghi deputati a cui tutti possiamo partecipare, che sono quelli, diciamo, della partecipazione all'attività amministrativa attraverso, diciamo, liste per candidarsi e per avere un ruolo. Certo, non tutti lo vogliono, lo possono fare, e quindi sarebbe opportuno creare dei luoghi di discussione aperti alla cittadinanza. Riprendere i comitati di quartiere, sindaco, devo correre perché sapete che la puntata è lunga ma è velocissima. Cosa dice? Riprendere in mano i comitati di quartiere, sentire magari quei cittadini, visto anche come sta succedendo in politica, che non vanno neppure più a votare, riprendere, intrigarli, la partecipazione attiva che potrebbe attiva per vedere chi ha voglia di dare un contributo. Io sono convinta che dobbiamo intrigarli, sindaco, prego. No, volentieri, sarebbe interessante continuare un dialogo costante col territorio. Di solito lo si fa in campagna elettorale con i comizi, però invece avere questo tipo di confronto che diventi un'opportunità per il territorio, per avere dei messaggi in più, anche delle riflessioni su dei temi che magari chi vive quella determinata zona riesce a comprendere, avendo anche una storicità dei luoghi, del vissuto, sarebbe importante. Quindi questi comitati di quartiere piuttosto che di frazione che si formano magari attorno ad una figura che diventa referente sono interessanti. Noi nel nostro piccolo abbiamo nominato dei referenti di frazione proprio per cercare di intercettare nelle varie frazioni, visto che noi ne abbiamo diverse, questo tipo di potenzialità, perché da un lato si segnalano le criticità, ma dall'altro attraverso un confronto costruttivo
tante volte ci sono anche dei suggerimenti che diventano potenzialmente dopo delle anche opere pubbliche, degli interventi da portare avanti, captando proprio quelli che sono i bisogni, perché oggi una delle cose più difficili, avendo un territorio così eterogeneo, così diverso e in continua evoluzione tra cambiamenti climatici e cambiamenti proprio a livello sociale, è importante che i messaggi arrivino proprio dalle persone che vivono. Abbiamo Leone da Trebasele, che vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto tu io. Allora Mirella, hai appena detto che andiamo sulla Luna. Non andiamo solo sulla Luna, andiamo a Marte, Giove, andiamo dappertutto. Però non ho sentito nessuno dell'ambiente che dica a Elon Musk quanto inquinamento sta producendo andare nello spazio. Perché qua si inquina, però quelli che inquinano veramente molto, di questi non se ne parla, non ho mai sentito nessuno. Io non ho niente in contrario a andare sulla Luna, andare su Marte, a patto che si vada senza inquinare, e si può fare, perché c'è l'idrogeno, perciò con l'idrogeno si potrebbe fare. Comunque, non ho sentito mai nessuno a dire quanto inquinamento producono le guerre. Eppure quanto inquinamento producono, è una cosa bestiale a vedere tutti questi missili, questi razzi, queste bombe ogni giorno. E, oltre i morti e i disastri che fanno. Mai niente che si dica. Adesso abbiamo i fiumi che si pieni, no? Ma i fiumi pieni adesso stanno andando al mare, ma il mare si sta alzando? Qualcuno ci sta pensando che quando il mare sarà alzato i fiumi non porteranno più l'acqua al mare? Qualcuno ci sta pensando o no? Perché io ho già suggerito che il problema è che se il mare si alza noi dovremmo togliere l'acqua dal mare. Ci sono posti che c'è il Mar Morto da riempire, il Mar Caspio da riempire, c'è 1 miliardo di persone che non ha acqua per desalare l'acqua del mare, ci sono zone che si stanno desertificando, che si potrebbe desalare l'acqua del mare e portare acqua del mare e tenere sotto controllo il livello dei mari. Ma qualcuno non ci sta pensando a questo? Ci state pensando? Sì o no? Perché abbiamo visto l'ultimo iceberg che ha lasciato l'Antartide, più grande della città di New York, e ce ne sono dei più grandi che si stanno attaccando, grandi come la Lombardia. Ciao Mirella, grazie. Allora, qualcuno si sta interessando, Leone, andiamo a vedere ecosistema urbano, Lega Ambiente, poi lo commentiamo col presidente Lazzaro. Andiamo a vedere il video. Della quantità di rifiuti. Un rapporto tra luci e ombre per le città venete, quello di Lega Ambiente sulle performance ambientali. È Treviso la migliore in Veneto, sesta a livello nazionale per vivibilità ambientale e urbana, a confermare un trend in miglioramento. A seguire Belluno al 19° posto, Venezia al 39°, Padova al 42°, Vicenza al 51°, più in fondo Rovigo al 76° posto, prima di Verona, ultima tra i comuni veneti al 78° posto. Il rapporto Ecosistema Urbano 2024 ha rivisto e aggiornato il peso di alcuni indicatori, aggiungendone uno nuovo, sempre distribuiti in 6 aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano, energia. Città venete tra alti e bassi a seconda degli indicatori presi in considerazione. Se guardiamo alle performance di Treviso, prima tra le città venete nella classifica nazionale, vediamo che occupa la 18ª posizione per i rifiuti prodotti, seconda per raccolta differenziata, salita nel 2023 all'87,1% e ancora nona per le piste ciclabili con 27 metri ogni 100 abitanti. Il sindaco Mario Conte, intervenuto alla presentazione dei dati del rapporto, ha spiegato come si stia lavorando condividendo con altri 20 comuni politiche ambientali, urbanistiche, mobilità e infrastrutture. Tutto ciò che può concretamente migliorare le condizioni ambientali del nostro territorio, quindi non parlo più della mia città, ecco, noi lo stiamo mettendo in rete. Lo sforzo che stiamo facendo, ha spiegato ancora Conte, è di non pensare a politiche ambientali come ad una restrizione, ad una violazione, ma ad un'opportunità che viene data alle future generazioni. Investiamo sulla cultura ambientale invece che sulle sanzioni. Probabilmente le sanzioni che saremo costretti a pagare sono 4 volte superiori agli investimenti sui temi ambientali. E anche qui mi confrontavo prima col Presidente: se venissero detassati gli interventi ambientali, lascerebbero un margine del circa il 15% in più di risorse, anche vincolate sempre su questioni ambientali, da investire nel nostro territorio.
Allora sentiamo come commenta il Presidente Lazzaro sia la telefonata di Leone che quello che ha detto anche, che abbiamo visto anche nel servizio. Prego Presidente Lazzaro. Sì, così rispondo anche a prima che non ho fatto in tempo. Volevo dire, ci sono i luoghi per i cittadini, i comitati sono un'idea, ma ci sono anche, di cui faccio parte, le associazioni di enti del terzo settore che sono presenti, strutturate nel mondo del volontariato, che può interfacciarsi e deve essere a volte più ascoltato da parte degli amministratori. E Ecosistema Urbano è un esempio di questa necessità di ascolto, cioè noi attraverso la raccolta di dati sia da parte delle amministrazioni, sia dati raccolti da Istat piuttosto che da ACI, piuttosto che da altri soggetti che ci danno dei dati certificati, li mettiamo insieme e proviamo a creare una classifica, poi così per rendere più semplice la lettura, ma in realtà andando a spulciare tutti i parametri si capisce come le città si evolvono o indietreggiano sui temi più importanti legati alla vivibilità ambientale dei centri urbani. E questa è un po' la risposta che si può dare anche all'ascoltatore di prima, cioè serve partecipare, si possono avere tante idee su come risolvere le questioni, però è bene partecipare ai luoghi che esistono per poter contribuire a trovare, mettere in campo soluzioni che sono quelle che l'ecosistema urbano poi traduce leggendo i dati nei confronti degli amministratori, incalzandoli per migliorare su quei parametri che vanno meglio, certo premiando quelli che vanno bene, penso a Treviso ma non solo, perché in Veneto ci sia anche Belluno che ha ottime performance sotto alcuni aspetti e noi diciamo sempre agli amministratori bravi quando le performance vanno a confermare quello che si sta mettendo in campo e anche a spronarli poi per migliorare, perché non sempre poi i metri di piste ciclabili possono corrispondere alla qualità di esse e su questo c'è un lavoro da fare poi da parte dei cittadini per confermare la fattibilità di quel dato, renderlo concreto, piuttosto che la raccolta dei rifiuti quando poi magari ci sono tanti, ad esempio lungo i corsi d'acqua, tanti abbandoni o una gestione che può essere in taluni luoghi non idonea e lì entrano di nuovo in campo i cittadini. Ecco, poi però è importante guardare i parametri che non vanno bene per capire cosa c'è da fare ed è importante segnalare che non solo nelle città messe peggio in classifica, ma anche per Treviso e per Belluno, per le città che hanno avuto progressioni in positivo, c'è un allarme per quanto riguarda la gestione, l'uso e il consumo del suolo, che è l'elemento introdotto in più quest'anno dal rapporto e che ci dà un po' un'idea di come l'avanzamento del cemento, della impermeabilizzazione del territorio crei degli scompensi dal punto di vista della qualità ambientale. Uno di questi è anche legato chiaramente al cambiamento climatico, perché maggiore consumo di suolo, un uso del suolo improprio può portare a una difficoltà di gestione di quelle che sono, se ne parlava prima, di quelli che sono gli eventi estremi che sono in aumento. Anche qui la scienza ci viene in aiuto anche per rispondere all'altro ascoltatore, dicevo i negazionisti sono pochi ma ancora qualcuno ce n'è, rispetto al sentito dire su lagune ghiacciate o altre cose accadute nel passato. Ecco, sono accadute, continueranno a accadere, il tema è la frequenza. La scienza ci viene incontro dicendoci che la frequenza di questi eventi è in aumento esponenziale, per cui se noi facciamo ad esempio caso alla nostra regione ci rendiamo conto che siamo passati dai inizio anni 2000 ai 4-5 eventi estremi su tutto il territorio regionale ad oggi avere più di 30, siamo già quasi a 40 eventi estremi e l'anno non è ancora finito, precipitati sul nostro territorio, in tutto il territorio, dalle parti montane dove colpisce un po' più forte alle parti di pianura dove magari le esondazioni sono l'elemento centrale da prendere in considerazione. E chiudo per rispondere sempre all'ultima telefonata, certo che bisogna considerare l'aumento del medio mare, che sarà un tema su cui le infrastrutture dovranno avere capacità chi progetta le infrastrutture dovrà avere capacità di risponderci rapidamente. Non possiamo aspettare che arrivi quel 2050-60 famoso in cui sempre la scienza ci dice che l'aumento del medio mare sarà tale, ad esempio, da doverci far chiudere completamente la laguna di Venezia, piuttosto che a farci perdere le spiagge rinomate del nostro litorale. Quindi serve intervenire rapidamente e certo non possiamo farlo alzando il suolo, ma dobbiamo farlo cambiando il modello di gestione delle acque. E anche sentire parlare di nucleare a Marghera, io ho avuto un fisico completamente contrario, dobbiamo puntare al solare e non al nucleare.
e questo fisico mi ha detto, Presidente, e lo dico anche al Sindaco, Mirella, lei quando fa una domanda si faccia dare i numeri parlano, lei si faccia sempre dare i numeri e vedrà quei numeri, riuscirà a capire tante cose anche a casa. Abbiamo Piero da Zero, Fancarima, vai Piero! Pronto, buongiorno, ciao Mirella, a te e ai tuoi ospiti. Una cosa, l'acqua non sei mai buono in tassana. Pronto? Sì, vai. L'acqua non si può intassare come legna, pietre e una rovata, perché l'acqua fa il livello, va in piano. Quando i comuni fanno i piani di fabbricazione, li guarda solamente i fabbricati, l'acqua si range più finale. E ora, che se vinti i campi, io lo dicevo vinti i campi, li sfrutta al massimo e dopo non capi cosa l'acqua, gli fanno andare a terra che altro che non c'entra per niente. Perché sto dicendo, prima di fare l'utilizzazione, per fare un piano di acqua completo, ma farlo, rispettarlo, perché l'acqua, perché l'arreando è no, vuoi operare alto. Grazie Piero, molto chiaro, devo andare avanti se non ce la faccio, tanto è vero che i sindaci quasi sempre ci tengono l'urbanistica, non a caso, perché è quella che dà il là dove puoi costruire, cosa puoi fare, perché non è che non si può fare niente, si può fare però nel modo giusto e nel posto giusto. Forse qualcuno in passato si è dimenticato di questo perché c'è stato un business pazzesco, ma io penso che adesso poi abbiamo tutti sindaci anche giovani, preparati, molte donne anche con una sensibilità diversa. Il problema è capire cosa fare, dove fare, questa è la verità, questa sensibilità. Prego Sindaco. Sì, è vero, abbiamo anche dei territori che si sono sviluppati un po' a macchia di leopardo, quindi non abbiamo una distribuzione omogenea di quelle che sono le zone residenziali piuttosto che produttive, quindi adesso con i nuovi strumenti urbanistici si cerca di correre ai ripari. Noi abbiamo anche il piano delle acque che va a regolamentare i corsi d'acqua, però bisogna poi anche passare dal piano all'attuazione concreta e quindi alla mettere in campo tutte quelle che sono le azioni per riuscire a mitigare quella che si chiama la compensazione proprio a livello idraulico quando si costruisce. È chiaro che anche se i calcoli matematici dicono che la compensazione si fa in questo modo, dopo nella realtà dei fatti è chiaro che quando si va a costruire, cioè del cemento, non sarà mai la stessa cosa, e quindi anche su questo c'è sicuramente un'accortezza nel cercare di limitare anche quelli che sono i nuovi edifici e, come dicevo prima, cercare di riconvertire le zone produttive dismesse piuttosto che andare ad ampliarle. Quindi questa attenzione c'è, ma questa attenzione c'è perché comunque l'ambiente che ci circonda ce lo sta imponendo. Non possiamo più pensare di continuare ad agire come abbiamo fatto in passato, ma siamo arrivati quasi a un punto di non ritorno, motivo per cui ci sono adesso anche a livello comunque regionale ed europeo delle linee guida anche sul green che ci impongono di andare in una certa direzione. Il PNRR nei nuovi edifici ha imposto tutta una serie di attenzioni per quanto riguarda proprio l'efficientamento energetico con gli edifici NZEB, quindi che praticamente autoproducono la propria energia, e con tutta una serie di misure collaterali che dovrebbero andare incontro a quello che è il mondo dell'ambiente, proprio per cercare di limitare i consumi e proprio per far sì che non ci sia lo spreco di energia, un po' anche nella direzione delle comunità energetiche che adesso un po' alla volta stanno prendendo piede, ma anche di qua comunità, proprio un discorso di comunità e quindi un concetto alla fine che fa sì che deve rispondere un territorio fatto non solo dal singolo ma da tante persone che culturalmente parlando devono incominciare a parlare la stessa lingua, e che è quella del rispetto del territorio in cui si vive. Allora, per rispondere anche a Piero da Zero, andiamo a vedere cosa ha fatto il sindaco invece a San Biagio, questo mega parco. Andiamo a vedere. È
È un dedalo di strade secondarie nelle campagne di San Biagio di Callalta, il percorso che conduce al parco di via San Martino di Pietropol. 20.000 metri cubi di verde dove il rumore delle strade si spegne e si accende quello della natura. E tutto la mia vecchiaia qua dentro si sta sviluppando con le mie idee, le mie caratteristiche e dei miei lavori che ho fatto. Cerco di portarle e ravvivarle per trasmetterle ai prossimi. Un giardino pensato intorno alla metà degli anni 90, l'idea nata da un architetto collaboratore del signor Pietro, per 43 anni imprenditore di una ditta di scavi. Sono del 38, sono 86 credo. Uno spazio che negli anni è diventato oasi di pace, meta per chiunque voglia passare a passeggiare e godersi la natura all'ombra di aceri, querce, olmi, acacie e di un maestoso gelso. Parco Flora, così l'ha chiamato Pietro per rendere omaggio alla moglie scomparsa. Rappresenta le mie forze lavoro, la mia attività, i miei sforzi che ho fatto, li ho deposti qua dentro e questi lavori mi sono dedicato per quasi 20 anni per riprodurre tutto e metterlo in funzione. Adesso le mie forze mi vengono meno e allora rimarrà com'è e i prossimi faranno loro. Non solo natura con laghetti, pontili e fiori di loto, ma anche sculture, piante aromatiche, arbusti di more e lamponi. Una mano botanica che rappresenta un po' la boscaglia, il vivere della mano che lavora, che fa i suoi lavori, che si dedica alle culture. La mano è un ricordo bellissimo dell'uomo. Poi abbiamo il ventaglio, come ho detto prima, e le loro luci, le loro perle per i sudori che abbiamo versato nella vita e le lacrime che sono state molto anche quelle amare. E la fontana che si gira su se stessa, che sono le varie interiorità dell'uomo. Può avere pensieri buoni e li dice, può avere pensieri cattivi e se li tiene. E è una fontana perché? Perché lava via tutto l'egoismo. Il sogno e il desiderio di donare il parco al pubblico e farlo diventare un luogo di residenza per gli anziani. L'invito a passare e ritrovare il contatto con la natura intanto è esteso a tutti. Se vogliono venire l'ingresso è libero e ben accetti, e se vogliono passare 2 ore camminando, altrimenti io sono contento lo stesso. Allora, prima di sentire dov'è questo parco, perché molti a casa si chiedono, ha detto tutto Piero, vedi che Piero porta fortuna sto nome, il Piero è proprio un bel nome, ma soprattutto capire, qua chiedo a Lazzaro, questa voglia di lasciare un qualcosa di utile, di pulito. Questo uomo chissà cosa avrà dopo, ma intanto io lascio questo. Ecco, magari andarlo anche a vedere, Presidente, se non lo conosce, anche a omaggiare questa figura veramente meravigliosa che abbiamo visto. Prego Lazzaro. Sì, non lo conosco, è molto positivo averlo visto qui, anzi ti ringrazio Mirella per averci dato questa nuova informazione, almeno per chi non è del territorio di San Biagio, e andrò sicuramente appena avrò l'occasione a trovarlo, a vederlo, perché mi pare di capire, anche per rispondere alla sollecitazione di prima, che il verde in qualche modo fa bene, ecco, e fa del bene, e mi sembra una bella opportunità di allargare i confini di chi vuole impegnare da privato l'amministrazione pubblica a accogliere quello che può essere un atto di bontà e di gentilezza, che ovviamente poi l'amministrazione capirà come metterla a punto. Mi permetti, guarda, visto che ho la parola, una battuta sul nucleare che facevi prima, non per cambiare discorso, insomma, però ci tengo perché in queste settimane si è parlato molto a Venezia addirittura di questa possibilità, ecco, che noi abbiamo definito una balla atomica, nel senso che si è su una boutade del presidente della Fondazione Venezia Capitale della Sostenibilità, ecco, che è un po', diciamo, un ossimoro rispetto alla dichiarazione fatta, si è poi scatenata la politica con tante dichiarazioni sulla possibilità o meno di fare una centrale nucleare a Porto Marghera. Ecco, a noi è sembrata una cosa per distrarre un po' l'attenzione, perché sarebbe veramente grave se noi distraessimo l'attenzione pubblica e le risorse pubbliche per investire su una tecnologia comunque rischiosa intrinsecamente, oltre che per quello che può portare, diciamo, come ipotesi di danno alla salute ai cittadini in caso non solo di incidenti, ma anche, come stiamo vedendo, in caso di guerre, di attacchi terroristici. Sta succedendo, è successo e continua a succedere, c'è sempre il rischio, ad esempio, in Russia e in Ucraina. Ecco, quindi va molto, diciamo, cancellata questa ipotesi e piuttosto vanno dirottati pensieri, energie e risorse
per sviluppare le energie rinnovabili, che invece oggi continuano a non decollare e anzi vengono forse ostacolate come idea, come proposta, addirittura di più di quanto non venga ostacolata un'ipotesi di ritorno al carbone o a oli combustibili, che sono l'elemento cardine, ne abbiamo parlato finora, cioè le emissioni clima alteranti. Il clima cambia perché utilizziamo i combustibili fossili e estraiamo materie prime che ovviamente vanno in atmosfera e creano questa condizione. Quindi le rinnovabili sono non la mitigazione ma la soluzione al cambiamento climatico. Ovviamente dobbiamo partire subito, perché non potremmo garantirci un rallentamento del cambiamento del clima se non agiamo immediatamente con tante risorse e con tante rinnovabili sparse in tutto il nostro territorio. Molto chiaro e la ringrazio Lazzaro. Sentiamo come commenta il sindaco Valentina Pilon, soprattutto anche l'indirizzo per chi andrà a visitare questo parco, ma l'importanza di unire, come ha detto il Presidente Lega Ambiente Lazzaro, il pubblico e il privato, un qualcosa di utile per la comunità, questa parola magica, la comunità che può incontrarsi. Dove si trova la comunità? Magari anche in questo parco. Sì, Prego, no? Sindaco. Beh, innanzitutto il parco si trova in via San Martino, nella frazione di San Martino, qui a San Biagio di Callalta, ed è un bellissimo scorcio in mezzo alla campagna, dove appunto il signor Paul, che ho avuto anche il piacere di incontrare, ha realizzato negli anni questa magia. La chiamo magia perché davvero ci sono tanti begli elementi che suscitano interesse, oltre che un'atmosfera di assoluto benessere e di tranquillità. Con il signor Paul abbiamo anche cercato di fare dei ragionamenti su come la parte pubblica potrebbe intervenire. Quindi adesso vediamo nel tempo quali progetti si potranno sviluppare, perché davvero è un'oasi felice e quindi per le tante persone che magari devono trascorrere la loro vecchiaia potrebbe essere un punto davvero di comunità, proprio perché ha degli spazi che permettono lo stare insieme e allo stesso tempo anche di serenità, lontano da quelli che sono magari i centri in cui c'è una vita molto più frenetica e ci sono dei ritmi molto diversi, e quindi parte pubblica e parte privata c'è sempre più la necessità che lavorino insieme attraverso delle partnership che poi si rilevano nell'interesse pubblico efficienti ed efficaci, e credo che oggigiorno dobbiamo davvero riuscire a lavorare in questa direzione qui, perché l'una non può prescindere dall'altra e viceversa, e quindi quando si trova la strategia vincente è giusto mettere insieme i tasselli per produrre dei benefici per tutta l'intera collettività. E quindi invito tutti quanti ad andare a visitare il parco e anche a portare il proprio contributo, perché il signor Pietro è davvero poi molto disponibile e anche a livello di idee molto aperto a continuare il suo percorso di crescita creativa, e quindi quello davvero potrebbe diventare un luogo significativo, perché viene rappresentata di fatto la vita di una persona al suo interno, ma anche allo stesso tempo un luogo di metafora di quelle che sono le varie vicissitudini di ciascuno. Abbiamo visto prima le lacrime, così come la fontana che un po' depura, e quindi è davvero una bella esperienza che spero che tante persone possano riuscire a condividere. Ecco, vede Presidente Lazzaro, questa è una dimostrazione di quello che si ha e non si conosce. Se io non facevo vedere, e se Media Nord-Est, Antena 3 faceva questo servizio, pochi avrebbero saputo, e giustamente il sindaco non ha questa possibilità di comunicazione come potrebbe averlo, perché non ha le risorse per fare questo, perché tutto costa, certo, anche la comunicazione. Però io mi domando, se iniziassimo invece, sindaco Lazzaro, a fare squadra anche con queste famiglie che raccolgono la plastica, che raccolgono i rifiuti, questi bambini negli asili, nelle scuole, portarli durante la settimana anche a visitare questi luoghi assieme a voi, che potete fare anche da educatori, perché sì, ho capito che sono accompagnati, ma delle volte sono sempre accompagnati dalle persone che fanno magari didattica, e non è la stessa cosa. Cosa dice Presidente Lazzaro di iniziare a unire le forze e vedere di coinvolgere di più la comunità, questa comunità che magari vorrebbe fare ma non sa dove? Vorrebbe aiutare ma non sa con chi, perché siamo in tanti, ma è come il cane di 7 padroni che dopo muore di fame. Cosa dice Presidente Lazzaro?
Sono assolutamente d'accordo, abbiamo necessità di scoprire i luoghi del nostro Veneto che sono stupendi e straordinari, sia per quanto riguarda l'aspetto di pianura, di verde, di parchi urbani o non urbani, sia per quanto riguarda ad esempio il territorio montano, il territorio di fiume. Ecco, noi ad esempio ce l'ho qui alle spalle, noi abbiamo una campagna regionale che si chiama Operazione Fiumi, che abbiamo messo in campo per certo fare un lavoro di monitoraggio sulla qualità delle acque, ma anche per ricordarci a tutti che il Veneto è una terra di fiume e di acque, abbiamo un'infinità di corsi d'acqua importanti e meno importanti e che sono ambienti naturali da conoscere, da esplorare, da vivere e da valorizzare. Quindi certo che sì, proviamo a fare squadra il più possibile, perché è importante che si mettano insieme comunità, cittadini, giovani generazioni, amministratori e chi ha nel passato o dal passato ha compreso alcuni aspetti, come il signore di prima, e ha messo a disposizione la sua voglia, il suo tempo, la sua volontà per offrire un patrimonio a tutti. Sì, anche visto l'età, a parte che in euro ne ha 38 o 39, non so quanti, ma bisogna dividere, siccome che in euro ci fa dividere, però caro Paul, vai avanti così che noi ci arriveremo a darti soddisfazione di quello che hai fatto, perché veramente hai dato veramente con poche parole, con gesti semplici, quello che dovremmo fare ognuno di noi, che è la famosa goccia, e di aiutarci. Forse anche questa trasmissione da diverso tempo sta facendo questo, unire le associazioni, unire le persone non per la propria visibilità ma per il bene comune, che è diverso. Noi non abbiamo bisogno di associazioni che vogliono essere visibili, ma abbiamo bisogno di associazioni che diano qualcosa alla comunità. Abbiamo Paola da Padova. Ciao Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e telespettatori. Mi permetto di dire che questa trasmissione, cioè la tua trasmissione, oltre che unire, fa molto molto di più, e mi fermo qua sino a Teterabbi. Allora, perché Paola mi loda sempre, sa, per quello dico non lodarmi Paola, e allora per quello dice questo. Vai Paola. Sono sta soft stamattina, dai, però insomma non si possono negare gli atti concreti, che è quello che ne serve, perché le belle parole, per carità, fanno bene all'anima e alla mente 5 minuti, ma dopo il problema resta. Quindi adesso ho visto veramente una cosa meravigliosa di questo signore. Questi sono veramente i regali alla terra, all'umanità, perché il signore di Lega Ambiente ha detto che sono importanti. Mi permetto sommessamente di dire che non è importante, il verde è fondamentale. E volevo anche esprimere a Lega Ambiente di Treviso, magari sarete meravigliosi, però purtroppo a Padova assolutamente no, ed è molto deludente il comportamento che ha Lega Ambiente Padova da tanti anni verso l'ambiente, che dovrebbe essere quello che difende. Allora, per quanto che sta, tutti i ripetitori che gli abbiamo chiesto una mano di mettere, quando hanno messo i ripetitori cellulari in maniera proprio selvaggia davanti alle scuole, agli ospedali, loro se ne sono defilati e non sono mai intervenuti neanche a una riunione, non dico a qualcosa di fatto. Di fondo poi lo stesso per il TRA, naturalmente, per questi 14.000 alberi tagliati a Padova, non solo per il TRA in 7 anni, però assolutamente loro si sono defilati, e l'assessore alla mobilità, quello che sta mettendo in atto questa strage degli alberi e di tutte le conseguenze per Padova, la spesa pazzesca di 600 milioni, è il signor Ravona, ex direttore di Lega Ambiente di Padova. Però non è che bisogna giustamente fare di ogni erba in fascio. Io volevo dare un suggerimento, se mi permettono. Siccome so di certo, perché li ho visti, ero anch'io socia di Lega Ambiente, che questi contributi, che poi per carità 15-20 mila euro che riceve Lega Ambiente del Comune di Padova ogni anno, sono tantissimi, ma credo che se si facesse una raccolta e si fosse un po' più sganciati dalla politica, credo che sarebbe molto meglio, perché sennò, almeno, ripeto, per quello che è Padova, Lega Ambiente è Lega Ambiente sulla carta, ma non sui fatti. Ripeto, per Padova, perché io parlo solo di quello che conosco. Grazie infinite, un saluto a tutti e grazie ancora.
Grazie a Paola, prego Presidente, a lei la parola giustamente. Le opinioni non si giudicano, la signora ha un'opinione basata sulla sua sensibilità personale, poi i fatti però su Padova ci raccontano altro, ci racconta che forse manca una conoscenza rispetto alla posizione dell'associazione sulle onde elettromagnetiche, che è una posizione precisa, chiara, scientificamente basata su informazioni concrete, per cui noi siamo certi e consapevoli che serve lavorare per mantenere i limiti nazionali entro i livelli a cui sono indicati oggi, insomma, ecco. Ma su questo, insomma, anche qui c'è sempre il tema della scienza che forse andrebbe ascoltata con più attenzione, e l'associazione riporta esattamente dal punto di vista scientifico una posizione in questo senso. Per quanto riguarda gli alberi del tram, se vogliamo dire così, l'associazione ha una posizione di totale favore alla realizzazione di un mezzo per la mobilità collettiva pubblica a Padova, che è il tram, che è assolutamente necessario. È l'unica città del nord-est a aver investito su un sistema collettivo di trasporto che può farci ridurre il numero di automezzi privati, che può garantire una mobilità pubblica di cui spesso si parla come unico elemento necessario per risolvere anche i temi dell'inquinamento. Non è il solo, ma spesso se ne parla in questo senso, per cui evidentemente una città deve cambiare per accogliere un mezzo di trasporto, e evidentemente alcuni interventi devono essere fatti. Poi devono essere anche sostituiti e rimpiazzati quegli alberi tagliati, e mi sembra che l'amministrazione padovana abbia indicato questa strada. Monitorerà sicuramente la Lega Ambiente di Padova anche questi aspetti, e quindi anche qui bisogna fare una grande attenzione rispetto alle necessità collettive e ambientali di una comunità e di un territorio più ampio, perché andrebbe a risolvere molti temi legati al trasporto e alle emissioni inquinanti, e non al gusto della persona che magari ha quell'albero davanti da tanti anni e non vuole perdere, diciamo, il vantaggio di avere quell'albero davanti alla sua vista di casa piuttosto che dietro il giardino di casa. Ecco, quindi va fatto un ragionamento. Poi dove si possono mantenere gli alberi, l'associazione ha sempre chiesto una grande attenzione, e ne sono certo che la Lega Ambiente di Padova ha avuto questo approccio. E ultima cosa, ecco, ripeto, non commento il tema dei finanziamenti che l'associazione raccoglie sia a livello di amministrazioni pubbliche sia a livello di privati, per cui le risorse servono a garantire all'associazione di mettere in campo azioni su Padova, ad esempio l'incremento delle strade scolastiche, dell'impegno della città sull'aumento delle strade scolastiche, dovuta a un'azione culturale che l'associazione ha messo in campo per garantire questo tipo di iniziative, piuttosto che le domeniche in piazza a fine del mese, piuttosto che Puliamo il Mondo, le attività di pulizia che coinvolgono cittadini e di nuovo le scuole, piuttosto tutte le attività che si fanno nel quartiere dove si della Lega Ambiente di Padova, come la festa in Trecci, piuttosto che altri eventi che garantiscono, diciamo, la presenza dell'ambientalismo, la rete sociale di associazioni di volontariato e del terzo settore che operano in questa città, in questo territorio, a cui le risorse, come a Lega Ambiente e anche agli altri, servono per garantire la funzionalità, la presenza, la realizzazione di attività culturali, sociali ed ambientali che altrimenti languirebbero. Diamo la parola a Lorenza da Mestre. Vai Lorenza. Salve, senta, io appunto telefono per la terraferma Mestre Venezia. Mi Prego. sente? Sì, prego Lorenza. Ecco, io volevo un attimino soffermarmi al discorso per quanto riguarda l'ambiente. Allora, io abito in Mestre Centro, però diciamo che il nostro sindaco Brugnaro, quando avvisa che appunto passa per via Piave ed è accompagnato dalle forze dell'ordine oppure dalla municipalità, ok? Però noi italiani alla sera non possiamo uscire, perché appunto c'è questa mancanza di sicurezza. Non c'è solo via Piave, perché non c'è solo via Piave, c'è il Corso del Popolo che è un degrado, cioè tu vai sotto i portici del Corso del Popolo, c'è una sporcizia incredibile, una sporcizia pazzesca. Non parliamo di via Cappuccina. Cioè, allora io mi domando, visto che paghiamo le tasse sull'immondizia, giustamente perché bisogna pagarle, io mi domando, dov'è che vanno a finire tutte queste tasse che noi pensionati, lavoratori, diciamo piccoli esercenti autonomi che fanno fatica ad arrivare a fine mese? Io mi domando,
perché non c'è un'igienizzazione delle strade, visto che sono di una totale degradazione? Molto chiara Lorenza, devo andare avanti perché ho già forato, ma sei stata molto chiara. Ecco, la trasparenza che io chiedo e faccio questa trasmissione è proprio questo, spiegare al cittadino, il passato il messaggio che alle 5 non si esce più di casa perché si ha paura, adesso poi è cambiata anche l'ora legale e non può essere questo messaggio, sindaco Pillon, perché io sono convinta che non è proprio così. Il problema è che è passato il messaggio della paura, passato il messaggio della paura del diverso, chiunque esso sia, è visto solo come strupatore, spacciatore, si ha paura di qualsiasi cosa e questo non va bene, ma non è neanche giusto che il cittadino non si senta più protetto neppure in casa propria. Hanno ragione, ecco, non è possibile non sentirsi protetti in casa propria o paura di uscire. Ecco, lei cosa vorrebbe dire a Lorenza da Mestre e anche a Paola che ha telefonato dopo aver sentito anche il presidente di Lega Ambiente? Prego, sindaco Pillon, e poi chiudiamo. Assolutamente, credo che dobbiamo avere un po' di più di fiducia non solo nelle istituzioni ma anche nelle forze dell'ordine che svolgono un gran lavoro nei territori. È vero che purtroppo ci sono in alcuni luoghi delle situazioni di disagio che sicuramente sono attenzionate da parte di chi in quel momento le sta governando, e sicuramente un investimento nell'illuminazione pubblica, quindi nell'implementare questo piuttosto che nell'implementare il sistema di videosorveglianza, però penso sempre che alla fine le risorse umane, quindi un monitoraggio maggiore da parte della polizia locale possa far sentire un po' più sicuri i territori. Questo cerchiamo di farlo ogni giorno e cercheremo di investire sempre più risorse, perché sentirsi sicuri a casa propria credo che sia un diritto che tutti noi dobbiamo assolutamente avere. Sì, però capisce bene che quando il cittadino sente che un sindaco ha a disposizione 2 sindaci o tre sindaci vigili, o 2 o 3 vigili su territori che sono enormi, perché certo, voi avete spaziate, sì. Ecco, come fa a essere sicuro? Forse è quello che si dice prima, se queste tasse che paghiamo, e ha ragione di averlo detto Lorenza, riuscissimo a capire dove vanno a finire, dove si investe e dare più possibilità ai sindaci con la prevenzione, ma la prevenzione ha bisogno di numeri, di soldi, perché certo, questa è la verità, forse anche voi riuscirete a far sentire la gente più sicura a casa, ma certo, con un vigile o 2 vigili nel territorio e le forze dell'ordine che anche loro sono veramente con le spalle al muro in fatto di unità, capite bene, poi non si riesce a capire quando c'è una partita di calcio perché vediamo tutti quei numeri, ecco, questo qualcuno ce lo dovrebbe spiegare, però una partita, tutte quelle forze dell'ordine in numero incredibile e poi paesi e città in balia di qualcuno, e questo qualcuno comincia ad impaurire. Abbiamo Monica da Paese, velocissima Monica perché sono in chiusura. Sì, veloce. Allora, io abito a Paese centro, e vabbè, forse te l'avevo già detto, forse Mirella. Allora, da quando hanno aperto il appunto Burger King qui a Paese, c'è un'immondizia che fa spavento. Ci sono i ragazzi che vengono a mangiare l'hamburger qui, ragazzi, perché di solito sono tutti ragazzi giovani o qualche famiglia. Allora ci sono resti dappertutto, resti di carte, di bicchieri, dappertutto, una cosa schifosa, ok? Allora, l'educazione civica col discorso di educazione ambientale poca. Io vedo poca educazione ambientale perché vedo immondizie dappertutto. Grazie Monica, devo chiudere. Allora Presidente Lazzaro, come ci saluta? Sì. Beh, augurando che il verde entri sempre di più nella nostra quotidianità, l'ambiente e le politiche green, così vengono chiamate, che sono fondamentali, importanti e serie per raggiungere gli obiettivi, e facendo sempre più rete e unione tra comunità, amministratori, terzo settore, associazioni e anche canali di comunicazione come il vostro, Mirella. Grazie a Luigi Lazzaro, Presidente Lega Ambiente Veneto. Sentiamo come ci saluta Valentina Pillon, Sindaco di San Biagio di Calalta. Beh, oggi direi che abbiamo affrontato delle tematiche importanti che investono la nostra quotidianità, e quindi sicuramente ci faremo testimoni e anche ambasciatori di portare avanti delle politiche che siano sempre a tutela del bene comune. Grazie anche a Valentina Pillon, grazie, pubblicità.
presento subito un carissimo ospite, è Adriano Tonellato, presidente AVO, Associazione Volontari Ospedalieri. Vediamo se riusciamo a fare anche il collegamento con Elisa Corà, presidente CSV Treviso Belluno, Centro Servizi del Volontariato, che dovrebbe collegarsi con noi. Adesso proviamo. Intanto conosciamo, che voi l'avete già visto, Adriano Tonellato, perché questo presidente AVO, Associazione Volontari Ospedalieri, è una persona alla quale Mirella tiene tantissimo, perché è sul pezzo. Lui fa perché ci crede, ha questa passione e sta cercando anche di portare avanti dei temi importanti all'interno degli ospedali, questo è il mondo del volontariato. Com'è la situazione, Adriano? Noi abbiamo, buongiorno innanzitutto a tutti, anche a te Mirella. In questi giorni abbiamo verificato, verso fine anno, com'è la nostra situazione e monitorato la nostra presenza. Quest'anno abbiamo fatto 2 o 3 progetti che sono andati a buon fine e non va male. Anzi, abbiamo anche verificato, rispetto allo scorso anno, avevamo 99 volontari effettivi, soprattutto in ospedale a Treviso al Cafoncello, perché i trevigiani, i nostri volontari che abitano a Treviso o nei comuni attorno, sono affezionatissimi al Cafoncello, i trevigiani. Quindi da 30 anni, quest'anno abbiamo festeggiato i 30 anni. 99. Adesso con le nostre operazioni di quest'anno, ricerca, contatti, riunioni eccetera, siamo contati qualche giorno fa 116 persone, stiamo crescendo, è un 15% in più, ma a parte i numeri, noi abbiamo, e in questi giorni si festeggia l'anniversario, un anno che siamo presenti anche non solo negli ospedali, ma come ci ha dettato da qualche anno il nostro coordinamento nazionale Federavo, come lo fanno anche altre AVO in Italia, siamo presenti anche fuori, nei territori, nel sociosanitario. Quindi noi abbiamo dei progetti, uno già realizzato un anno fa, la casa di riposo di Pieve di Soligo, una bellissima casa di riposo in piazza. Fermo allora che andiamo a vedere questa casa di riposo e poi lo commentiamo. Andiamo a vedere il video perché devo correre, perché il tempo è tiranno. Andiamo a vedere. Allora adesso lo commentiamo, avete visto i diversamente giovani che alla Mirella piacciono tantissimo, io li ricordo e li faccio vedere quando posso perché per me sono scrigni magici, sarà che io sono cresciuta con una nonna meravigliosa che mi manca tantissimo e forse riesco a capire l'importanza di queste figure che forse mancano a certi ragazzi che prendono strade veramente pericolose, proprio perché non c'è questa figura del nonno e della nonna in casa ed è terribile. Prego Adriano. Cosa abbiamo visto e dove eravamo? Ecco, lì è uno filmato recente, c'è stata al sabato mattina nella casa di riposo di Pieve di Soligo, i nostri 12 volontari, sono 10 volontari e 2 maschi, 12, organizzano sempre la mattinata al sabato di musica, di canto, o interviene un musicista con magari con un giro di violino, di pianoforte, di chitarra, oppure anche cantano tutti assieme. Gli ospiti vengono invitati in questa sala riunioni e è stato predisposto logisticamente per loro un bellissimo librone in formato A3 dove sono riportate tutte le canzoni adatte a loro, dei loro tempi, anche canti popolari, diciamo locali, nostrani, tutti stampati con caratteri cubitali in modo che qualcuno riesce ben a leggere e quindi legge e canta, ma ci sono di quei cori, di quella partecipazione che è commovente, emozionante veramente, con le volontari che poi predispongono la sala, magari in quella mattinata tutti in rosa, le magliette rosa, i fiori rosa, e queste signore, guarda, sono lì. Guarda, io quando vedo questi filmati ho detto bravi ragazzi, sono sempre là a organizzare. Allora Adriano, io sto cercando di portare all'interno degli ospedali, naturalmente in accordo con i direttori generali e anche con professori, addetti ai lavori, medici, direttori degli ospedali
che sono molto favorevoli all'idea di portare all'interno degli ospedali questi ragazzi per far vedere che il mondo gira anche in maniera diversa. Siccome loro vogliono emozioni forti, noi cercheremo di intrigarli in questo. Naturalmente quando entri in un ospedale, come dico quasi tutti i giorni, il profumo è già diverso, non è il profumo della strada che sentivi prima. E soprattutto ci sono queste sale convegni dove con addetti ai lavori molto preparati, che sono i primari, i medici e anche i loro educatori, a fargli capire che la vita può offrire tante opportunità, anche nel mondo della donazione, nel mondo del volontariato. Cosa ne pensi, Adriano? È un'ottima idea, un'ottima proposta. Di fatto noi, grazie al Centro Servizi di Volontariato di Belluno e Treviso, siamo presenti da 3 anni, dopo il Covid, in una guida, un libro che hanno stampato il Centro Servizi di Volontariato, dove lì c'è una paginetta dedicata ad ogni associazione. Anche noi abbiamo la nostra pagina, chiedono chi siamo, cosa facciamo, cosa guadagniamo. Quando ho visto la domanda cosa guadagna il volontario, era un po' una domanda un po' capziosa dentro questa pagina, io ho detto cosa possiamo scrivere qua, perché l'attività del volontario è completamente gratuita e questo lo sappiamo benissimo, non si parla mai di denaro con noi. Però io mi sono permesso così velocemente 2 righe di scrivere: il volontario guadagna il rispetto sociale e la relazione con le persone che hanno necessità di essere ascoltate. Sono arrivati in AVO, nella nostra associazione, 5 giovani. Abbiamo modificato l'assicurazione che era riferita a maggiorenni 18 e 70 anni. Abbiamo inserito con l'assicuratore nostro l'inserimento in garanzia nella copertura della responsabilità, infortuni eccetera, anche 5 volontari che andavano, perché già dai 14 ai 17 anni. Perciò sei favorevole a questa iniziativa. Sentiamo e salutiamo anche Elisa Corà, Presidente CSV Treviso Belluno, Centro Servizi Volontariato. Dopo tanto tempo ci rivediamo. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui, ma soprattutto capire cosa sta facendo il CSV, perché è molto importante. Gli addetti ai lavori lo sanno, ma magari a casa non lo sanno. Prego Presidente. Intanto buongiorno Mirella e buongiorno anche all'ospite in studio, piacere di vederci, ecco, finalmente dopo un po' di tempo. E allora, così, cosa dire del CSV? Per chi non lo conosce possiamo così dare un po' un'informazione generale, un po' in parte in studio, no? Stavate raccontando e siamo in tema volontariato. Allora il CSV è proprio l'ente che può aiutare e supportare sia le organizzazioni di volontariato, sia i singoli volontari, i cittadini volontari che vogliono dare una mano nella propria comunità e che magari hanno bisogno di così orientarsi, capire dove possono essere utili. Il CSV è il luogo giusto per orientare e indirizzare anche sui bisogni del territorio, delle associazioni, le persone che hanno voglia di dare una mano, di essere dei cittadini attivi. Poi dall'altra parte il grosso sforzo è proprio quello di aiutare le associazioni nel vivere quotidiano degli adempimenti, ma anche della formazione, e di essere un supporto insomma attivo e proattivo per tutte quelle che sono le attività dell'oggi, e anche su come capire come ragionare ed essere fattivi all'interno della propria comunità, nell'intreccio ormai sempre più forte tra mondo del terzo settore del volontariato, enti pubblici, comuni, aziende sociosanitarie, no? Che sempre più spesso hanno anche bisogno di un supporto, di una relazione che si è anche formalizzata, insomma, con delle norme che sono cambiate rispetto al mondo del terzo settore e anche al mondo del privato, che piano piano ha iniziato ad acuire una sensibilità, ad essere pronto a fare la sua parte dentro alle proprie comunità. Insomma, un po' questo è quello su cui si può prendere spunto, approfittare del nostro servizio. Ecco. Tonelato, come commenti alle parole di Elisa Corà, questo Presidente che sta cercando di far capire l'importanza di questo CSV? Prego. Ecco, io ringrazio senz'altro l'intervento, la presenza della Presidente del CSV Belluno e Treviso, la dottoressa Corà, perché ho avuto modo di ascoltarla anche in altri incontri, in giornate del volontariato che sono state fatte in provincia, in comuni, in varie realtà, e
Noi dal Centro Servizi di Volontariato abbiamo sempre, li abbiamo sempre avvicinati e abbiamo sempre ricercato un aiuto e una collaborazione intesa anche nell'ambito della formazione, che la formazione presentata dal CSV anche attraverso l'Univol, l'Università del Volontariato, dove possono aderire in certi incontri, in certi corsi anche i volontari, e noi ogni anno partecipiamo a qualche lezione organizzata in tal senso, che è nelle corde proprio della nostra associazione, perché l'attività sociosanitaria dei volontari nell'ambito sociosanitario, non per montarci la testa, permettetemi tra virgolette, ma deve essere una preparazione di qualità. Essendo una strutture sanitarie dobbiamo ben capire il contesto. Noi siamo, lo diciamo sempre nella nostra formazione, i volontari, anche quelli che entrano nuovi, che siamo la parte sociale, cioè cittadini volonterosi vicino alle attività sanitarie nelle strutture. Quindi in partenza dobbiamo sempre aderire e formulare assieme ai dirigenti delle aziende sanitarie o agli operatori dei protocolli, delle linee guida dove dobbiamo attenerci alla nostra attività, per la nostra attività, quindi il nostro perimetro. Quando abbiamo capito questo e diamo la disponibilità di 3 ore alla settimana da dedicare al volontariato, possiamo benissimo, in affiancamento a tutor, perché noi mandiamo una persona da sola dopo 3, 4, 5 mesi, quando ha fatto esperienza assieme a fianco di volontari esperti, e vediamo che così da 30 anni ci siamo e funzioniamo e stiamo incrementando. Partecipiamo, ora mi permetto di dire questo se possibile, 30 secondi, a un progetto stupendo che noi adesso lo stiamo organizzando. Sorride già Adriano. Ma mi piace da morire, io sarò il primo volontario in quel progetto, a fare il volontario. Il progetto fuori dall'ambito delle strutture sanitarie nel territorio con la disabilità, grazie a un bando che è stato presentato dal Centro Servizi Volontariato. Il titolo del bando era Concorso di Idee 2024, era relativo a 4-5 ambiti. Quando io ho letto quel bando e il punto B, il secondo punto che arriva, che si poteva organizzare un progetto per l'inclusione sociale dei disabili, riferito alla disabilità, abbiamo studiato 2 o 3 mesi questo progettino, questo elaborato, e abbiamo presentato il nostro progetto che è stato accettato, approvato, e quindi noi adesso siamo pienamente dentro questa situazione per andare a definirla. Stiamo facendo degli incontri, delle riunioni, sarà una cosa favolosa. Allora, Presidente Corrà, Centro Servizi Volontariato, volontari insieme. Allora io le faccio questa domanda per capire, perché io ho diverse purtroppo associazioni che non conoscono volontari insieme, che non sanno che c'è, e soprattutto delle volte che arrivano delle locandine che qualcuno si chiede: ma cosa c'entra volontari insieme, non so, con il convegno sulla mammella oppure su altre cose? Vorrebbero capire, anche perché loro dicono: e noi come facciamo? Chi sono? Forse c'è poca comunicazione, non so cosa succede, perché ci sono tante associazioni che non sono iscritte ma non lo sanno. Non lo sanno perché non conoscono. Sono anche realtà che vorrebbero dare anche la propria disponibilità, il proprio tempo, perché stiamo parlando di volontari. Ecco, soprattutto anche questo mondo, come ha detto Adriano Tonelato, della disabilità. Quante persone ci sono, associazioni che fanno questo, ma di questo bando non lo sapevano, non partecipavano perché non erano iscritte. Non sarebbe il momento di capire cosa deve fare volontari insieme, perché la parola lo dice stessa, volontari insieme, per raggiungere un unico obiettivo, che è la fragilità, che è l'unione delle forze per la comunità. C'è qualche anello che non torna. Cosa dice, Presidente Corrà, lei che poi viene da questo mondo e sa di cosa parlo? Perché bisogna parlare anche con chi che capisce quello che si chiede. Prego. Allora, io provo a fare chiarezza per quel che mi compete, ovviamente, rispetto al Centro di Servizi Volontariato. Allora, mi aggancio intanto a quello che ha appena detto in studio il Presidente, e apprezzo anche l'entusiasmo, no, di partire in questa coprogettazione. Allora, ci sono sicuramente, dal punto di vista della comunicazione, il tema di raggiungere il più possibile le associazioni grandi e piccole in quello che magari
mettiamo a servizio noi come supporto, ma anche le possibilità di bandi o altro che ci sono a livello regionale, nazionale o altro, è un tema, no? Di quanto è possibile, come raggiungere la maggior parte delle associazioni che spesso magari non seguono tutte le attività, non conoscono già i centri di servizio. Questo senz'altro è un lavoro su cui in questi 2 anni abbiamo continuato, insomma, a cercare di trovare un modo per raggiungere più associazioni e volontari singoli possibili. Una, la citava proprio lì in studio, è l'Università del Volontariato e la parte della formazione, insomma, consente di conoscere quello che, oltre a essere noi preparati e organizzati mentre dedichiamo il nostro tempo come volontari, consente di entrare in una rete di informazione e conoscenza anche delle associazioni che ci sono nel territorio. Allora, il CSV che cosa ha fatto la scorsa primavera? Insomma, nel frattempo sono passati dei mesi. Noi, tra le possibilità che abbiamo, ne abbiamo una che è importante, che approfitto così spiego un pochino a che cosa si riferiva poco fa rispetto al progetto del concorso di idee. Abbiamo avuto la possibilità di emanare un bando che si chiamava proprio un concorso di idee, in cui sia le associazioni della provincia di Treviso che di Belluno potevano presentare una propria proposta progettuale in partenariato con almeno altri enti, altre associazioni di volontariato, imprese o enti pubblici, presentare un'idea progettuale. I temi che potevano essere toccati erano diversi, c'era appunto il mondo della disabilità come tipo di idea, azione da presentare, la parte raccoglieva bene o male quasi tutto lo scibile in cui le associazioni di volontariato sono attive, proprio per non escludere nessuno. E bisognava presentare una propria idea, poi è stata fatta una valutazione, insomma c'erano dei criteri e dei punteggi come i classici bandi a cui si aderisce per avere dei finanziamenti e dei fondi a sostegno. È stato fatto tutto un lavoro di analisi dei progetti presentati e poi una buonissima parte sono stati approvati, e da poco si è iniziato a fare degli incontri, primi incontri di lavoro per avviare i progetti. La coprogettazione è proprio uno dei temi cardine, non solo della riforma del terzo settore, no? Coprogrammazione e coprogettazione sono questo strumento nuovo, anche se è in piedi da 2017 la riforma, però che si sta iniziando a usare in maniera un po' più attiva proprio in questo ultimo periodo, in questi ultimi paio d'anni, in cui in questo caso il CSV è partner, è regia dei vari progetti, quindi è attore insieme alle associazioni per facilitare questo percorso di attività che sono state pensate all'interno del proprio progetto. Questo è un modo per aiutare le associazioni a essere accompagnate di fatto dentro al loro progetto con dei professionisti che sono appunto quelli del CSV, che facilitano la costruzione, la messa poi nel concreto delle attività, e questo è un modo di favorire una piena consapevolezza nel gestire i propri progetti, perché su questo spesso, soprattutto le piccole associazioni, magari fanno un po' più fatica. Allora, e questo è un tema, insomma, importante, questo concorso di idee che è partito da poco nella parte concreta, riguarda progetti di entrambe le province che più o meno avranno delle attività che dureranno 12 mesi. Abbiamo capito, però quello che qualcuno non riesce a capire, ad esempio, quando delle multinazionali o degli imprenditori si offrono come sponsor, nel senso che mettono a disposizione quello che hanno per aiutare queste fragilità. Ad esempio ho le foto di Ikea Beato Erico, le vediamo per cortesia, oppure abbiamo anche le foto di mobili della Confindustria, eccole qua, dove qualcuno dice: io non sapevo niente di questa cosa, e come mai sono stati scelti e con che criterio vengono scelti certi empori e certi no. Siccome c'è la trasparenza che dovrebbe regnare sovrana, qualcuno vorrebbe anche capire come funziona, perché i progetti l'abbiamo capito, ma quando ci sono questi sponsor che si offrono vorremmo anche capire come viene divulgata questa informazione, a chi viene data, come vengono coinvolte, perché stiamo parlando anche di multinazionali, perciò
qualcuno dice invece di aiutare magari uno solo ne poteva aiutare di più se magari fosse stata messa al corrente o avessero partecipato più persone. Ecco, come risponde a queste persone che mi hanno chiesto di chiederle questo, Presidente Corà? Vede che è molto importante che io ce l'abbia in trasmissione. Sì, allora qui la cosa è totalmente diversa, nel senso che questo progetto, che non è un progetto, anzi questa azione, attività che ha consentito all'Emporio, all'Associazione San Vincenzo de Paoli di Treviso di avere fondamentalmente il mobilio messo a disposizione da Ikea nella sua sede di Treviso, che è stata inaugurata l'anno scorso, è stata proprio la messa, diciamo, in donazione, no? In collaborazione sul tema dell'intreccio tra impresa e non profit, è stata dare il rinnovo degli arredi fondamentalmente dell'Emporio che si trova a Treviso. Questo non era un progetto, quindi non c'è un tema rispetto al quale abbiamo escluso o incluso associazioni e non altre, ma fondamentalmente qual è stato il ruolo di CSV in questo caso? È stato un facilitatore, perché siamo stati interpellati da Ikea nella intenzione di Ikea di fare come parte sua di ESG, quindi di mettere risorse a favore della comunità, ci aveva chiesto di fare da mediatore e trovare, ma rispetto ai desideri che aveva Ikea di dove su che temi investire ed essere disponibile, trovare l'associazione in questo caso che potesse corrispondere alla richiesta che Ikea stessa ci aveva posto. Quindi è stata fatta una mappatura, un'analisi e poi Ikea liberamente ha appunto deciso di sostenere l'Emporio con la messa a disposizione gratuita di parte del mobilio, quindi ci sono tavoli, sedie, gli uffici sono stati un po' rimodernati e soprattutto una parte per le famiglie e i bambini piccoli vicino all'Emporio, una stanza, insomma, una stanza gioco, stanza svago, che è stata anche quella riempita con i mobili Ikea. Questo come tipo di attività è un'attività interessante che abbiamo iniziato a sviluppare, fa parte anche del progetto emblematico proprio delle azioni del CSV, cioè di fare cosa? E quindi è di mettere a disposizione il più possibile l'informazione alle imprese, di sollecitarle alla sostenibilità, alla responsabilità sociale e di attivare anche nelle associazioni nel essere disponibili e imparare anche a chiedere, e noi facciamo volentieri da tramite, alle imprese del territorio, grandi o piccole che siano, di costruire delle progettazioni sociali, no? Di solidarietà insieme. Ecco, diciamo che questo è il primo esempio attivato e da poche settimane è stato inaugurato, in cui noi siamo proprio a disposizione per facilitarlo, quindi per chi magari chiede rispetto a queste attività c'è la possibilità di attivarsi su questo piano e quindi noi volentieri possiamo fare da facilitatori. Sentiamo quindi cosa ne pensa Adriano Tonellato. Lei era a conoscenza, Adriano, era a conoscenza di questo progetto, di questa cosa? Tu fai parte anche del direttivo? Del direttivo di io sono consigliere no, del CSV, no, di Volontari Insieme. Sì. È il coordinamento provinciale, esatto, di Treviso, di 330 associazioni. Non poche. Ecco, che poi il consiglio che si sta rinnovando entro quest'anno, ecco. Però giustamente è un'iniziativa che mi sembra di aver capito dalle informazioni che sono state date adesso dalla Presidente Corà, di poco tempo fa, un'azienda che si è messa a disposizione e ha dato, senz'altro magari anche le associazioni dovrebbero, diciamo, se hanno delle esigenze particolari, riferirsi anche ai coordinamenti, magari con contatto diretto, immediato e magari proponendo le esigenze che potrebbero avere. Ecco, questo è importante. Di questo progetto di questa iniziativa non è stata... No, ma non lo sapeva neanche Beato Erico, perché io l'ho avuto in trasmissione, Presidente Corà, e lui ha detto: io sono stato chiamato, non sapevo neanche di cosa
cosa volevano, cosa dovevo fare, perché non sapevo niente assolutamente, poi ho capito invece cosa sono stato scelto e mi fa piacere, perciò neanche lui sapeva e non si era proposto. Ecco, era questo per fare, sa che la trasparenza regna sovrana in questa trasmissione, siccome era qua in trasmissione con me al posto di Tonelato, è giusto capire che magari la prossima volta muoversi in maniera diversa, magari anche con un qualcosa che arrivi, perché questo non è un progetto, è un'azienda che si offre, chi ha bisogno di cosa, però bisogna anche sapere, perché ripeto, in televisione poi arrivano tutti e di più. Un'altra cosa importante invece, Adriano Tonelato, è quello che ha detto la Presidente Corà, è quello di imparare, di mettere in sicurezza anche nel mondo che tu operi. Quanto importante è questa, la formazione importantissima? È fondamentale, è la prima cosa. Noi di fatto continuiamo a dirlo, lo perseguiamo da sempre, da quando siamo nati, 30 anni fa quindi. Non ieri? Non ieri, a febbraio sono stati appunto festeggiati i 30 anni di attività di AVO Treviso. L'AVO nazionale ha 50 anni, il prossimo anno sarà i 50 anni di AVO nazionale. Ecco, volevo dire questo, che la formazione, noi nel nostro statuto, poi c'è un regolamento e poi noi abbiamo il terzo documento che riguarda le convenzioni, cioè i contratti che facciamo con le pubbliche amministrazioni, in particolar modo AVO lo fa con le strutture sanitarie, con l'AS provinciale, con l'AS 2. C'è una convenzione, bel malloppo, dove va a prevedere appunto la qualità di quello che viene fatto. Quindi il volontario è un obbligo che partecipi al corso base, che nel giro di qualche mese da quando uno entra in tutoraggio veloce, perché devo dare anche la parola a questo corso base fatto da da nostri specialisti, da psicologi, psicoterapeutici o medici dell'ospedale, su temi specifici, ma in particolar modo sempre collegati alla relazione di aiuto, all'ascolto degli ammalati, alla umanizzazione dei rapporti verso le persone ammalate. Molto preparati, e poi che è importante. ogni 2 mesi un incontro formativo obbligatorio. Che non vedete un volontario qualunque, ma un volontario preparato che sa come condurre questo percorso e vi conduce. Allora sentiamo come ci saluta Elisa Corà, Presidente CSV Treviso Belluno, questo centro servizi fondamentale, importante, avete capito, perché tutto gira attorno a questo CSV. Prego Presidente. Allora, per concludere, direi, agganciandomi al tema della formazione e la preparazione, appunto come ci raccontava dallo studio, ci sono le formazioni molto specialistiche che ogni associazione fa, giustamente, per preparare nel Veloce tecnico. Presidente, perché proprio devo chiudere. Ecco, vi ricordo che a proposito di questo è appena partita anche l'11ª edizione dell'Università del Volontariato, quindi con le azioni in presenza su Treviso, e poi da poco partirà anche, dei moduli partiranno anche su Belluno. L'anno scorso, per darvi qualche numero, abbiamo avuto 427 persone e un totale di 621 iscritti a moduli lunghi o così più brevi, anche la parte del master, quindi tante persone che transitano. Basta, devo chiudere, i numeri li ha dati. Ringraziamo la Presidente Elisa Corà, Presidente CSV Treviso Belluno, grazie Adriano Tonelato, Presidente AVO, Associazione Volontari Ospedalieri. Andiamo avanti uniti tutti insieme, forse ce la faremo. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Insalata di rinforzo. L'insalata di rinforzo è così chiamata in quanto pietanza servita originariamente durante il cenone della vigilia di Natale. Cenone notoriamente dimagro, che anche quando comportasse pantagrueliche portate di pesce, si riteneva dovesse essere rinforzato con questa insalata. Ingredienti per 4 persone. Un cavolfiore di circa 1 chilogrammo, 3 peperoncini sott'aceto, 50 grammi di cetriolini sott'aceto, 4 acciughe sottosale, 30 grammi di giardiniere, un cucchiaio di capperi sottosale dissalati, 50 grammi di olive nere denocciolate,
50 g di olive verdi, olio extravergine di oliva, aceto, sale. Mondate e riducete a cimette il cavolfiore. Private dei semi e del picciolo i peperoni e tagliateli a rondelle. Affettate i cetriolini. Dissalate, mondate e spezzettate le acciughe. In una grande insalatiera raccogliete le cimette di cavolfiore precedentemente lessate con le olive e tutti gli ingredienti preparati. Condite con olio e aceto, salate, mescolate con cura e lasciate riposare l'insalata per almeno 6 ore prima di servire. E poi, buon appetito!